Se i colleghi consiglieri prendono posto, per favore. Chi? Consiglieri, per favore, prendete posto che iniziamo i nostri lavori. Per favore, un po' di silenzio. Consiglieri, per favore. Oggi c'è una certa indisciplina. La parola al segretario per l'appello. Massaro, Balcon, Bettiol, Bortoluzzi, Bristot, Burigo, Butignon, Casagrande, Cervo, Cibien, Ciociano, Comel, Costa, Darè, Alfarra Eleonora, Alfarra Orlando, De Col, De Moliner, Ghirardini, Giannone, Lanari, Lecis, Marchese, Masut, Olivotto, Pingittore, Prade assente, Purpura, Taseraberna, Serafini, Visalli, Gioleo. Assenti, 27. Giannone è arrivato, no? Sì, sì. C'è anche lo Gioleo. Ma Costa Mirko? Costa è là? Costa c'è. E Costa presente? Costa è presente. Costa, Gioleo. La Gioleo è presente. Giannone è presente. Ok? Presenti sono 28. I presenti sono 28, quindi c'è il numero legale, possiamo iniziare. Nominiamo subito gli scrutatori. Il consigliere Masut per la maggioranza e il consigliere De Moliner per la minoranza. Prima di iniziare i lavori volevo chiedervi di osservare un minuto di raccoglimento. È deceduto nel scorso mese di aprile in quello che io chiamerei un incidente del lavoro, comunque l'alpino caporale maggiore scelto tra Canna William sui monti di questa provincia che si vedono proprio dalla nostra città, alpino del 7° reggimento,
e noi intendiamo ricordarlo con affetto, formulare le nostre condoglianze alla famiglia e al reggimento, anche nel segno della vicinanza e del rapporto fraterno che lega questa città al reggimento. Grazie. Bene, ci sono interrogazioni, interpellanze. Prego, consigliere Marchese. Vorremmo presentare due mozioni e una proposta di delibera. La prima mozione chiederemo che venga discussa già nel Consiglio odierno. Si tratta di una presa di posizione in merito ai nuovi progetti di elettrodotti che interessino il territorio comunale. È in realtà la riproposizione di una mozione già votata, chiediamo che venga rianalizzata. Visti l'articolo 20 dello Statuto Comunale, la mozione del Patto per Belluno votata nella seduta del 27/12/2012, con cui il Consiglio Comunale ha impegnato l'amministrazione a mettere in primo piano la tutela dei cittadini e la salvaguardia del territorio, sottolineato come tale impegno non dovrebbe essere richiesto dal Consiglio tramite apposita mozione, richiamato il decreto legislativo 8/2000, numero 15/8/2267, considerato che il presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno amministrativo e spesa per il Comune di Belluno, considerati altresì la preoccupazione da parte della popolazione in ordine alla possibile realizzazione di una linea ad alta tensione sia per quanto attiene alle problematiche della salute che per la priorità di salvaguardia del territorio, nonché per le ricadute negative che l'opera, anche solo sulla carta, potrebbe avere sullo sviluppo economico e turistico del bellunese. Che la popolazione sia mobilitata costituendosi in comitati con massiccia raccolta di firme, che la volontà comune è che il progetto della linea ad alta tensione non debba interessare il territorio del Comune di Belluno, che il principale interrogativo è se detta linea ad alta tensione sia effettivamente necessaria, che l'unica, sebbene remota, possibilità di eventuale progetto di transito nel territorio del Comune di Belluno, qualora non vi siano alternative di alcun genere, è che la linea ad alta tensione sia interrata. Dato atto che la presente deliberazione ha valore di mero indirizzo e non di semplice auspicio e pertanto non necessita dei pareri previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18/2000, il Consiglio Comunale delibera che il progetto della linea ad alta tensione non deve interessare il territorio del Comune di Belluno, qualora non vi sia alcuna altra alternativa o percorribilità, eventualità che dovrà essere dimostrata in maniera assolutamente inconfutabile, la progettazione deve prevedere solo l'interramento. Poi presentiamo una mozione, una proposta di delibera per il prossimo Consiglio Comunale, per le quali volentieri, visto anche quanto discusso ultimamente, molto volentieri se queste passano in commissione e vengono discussi assieme ai progetti di cui si è letto anche oggi sui giornali o quant'altro, siamo molto aperti a tutte le discussioni, perché lo scopo è che queste portino un risultato per il nostro territorio. Non ne do lettura essendo abbastanza lunghe. La prima mozione riguarda una presa di posizione, un impegno rivolto all'amministrazione per fare tutto quanto sia possibile fare all'amministrazione per salvaguardare il territorio comunale dall'uso indiscriminato
pesticidi. La seconda mozione è una proposta di delibera che propone di titolo Terra ai Giovani, concessione in uso di quota parte del patrimonio di terreni di proprietà del Comune di Belluno per promuovere lo sviluppo di nuove aziende agricole, agri-startup. Per questa sarà necessario assolutamente un passaggio in commissione e la valutazione anche degli uffici. Scusi consigliere Marchese, la prima proposta presentata è anch'essa una mozione? E voi chiedete che venga discussa quest'oggi? Va bene, allora un intervento a favore e uno contro la discussione nella seduta odierna. Chi interviene a favore? Beh, consigliere Marchese, intervenga lei allora. Sì. Chiedo che venga discussa oggi perché è evidente che l'argomento è di attualità, quindi non è possibile rimandarlo e non vedo appunto perché rimandarlo. Va bene. La prima, quella sull'elettrodotto. Un intervento contrario? Nessuno interviene contro? Prego, consigliera Olivotto. Presidente, buongiorno a tutti. Consigliere Marchese, io capisco perfettamente le sue buone intenzioni per la salvaguardia del territorio. Penso che nessuno di noi voglia volontariamente fare devastazione del territorio. Mi permetto solo di osservare che il Consiglio di oggi è già incentrato in maniera piuttosto corposa sull'argomento di Terna e mi sembra che la mozione scritta in tali termini aggiunga un po' di confusione, ci impedisca di fare un sereno ragionamento sul punto cruciale che è all'ordine del giorno del Consiglio di oggi, e cioè la valutazione dell'addendum C al famoso protocollo d'intesa del 2009. Grazie. Bene, allora passiamo alla votazione. Chi vuole che la mozione sia discussa quest'oggi al termine dell'ordine del giorno vota sì, chi invece ritiene debba essere discussa alla prossima riunione del Consiglio Comunale vota no. La votazione è aperta, prego. Purpura, Masut, De Biasi, Pingitore. Questo l'esito della votazione, votanti 21, astenuti 8, contrari 13, favorevoli 8, quindi la mozione verrà discussa alla prossima riunione consiliare. Altri che intendono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordine del giorno? Nessuno? Passiamo quindi all'ordine del giorno. Punto numero 1, processo verbale del 17 marzo 2014, approvazione ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Se non ci sono osservazioni o richieste di votazione, lo diamo per approvato. Ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, quindi è approvato il processo verbale della seduta del 17 marzo. Punto 2, ratifica ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, limitatamente al punto numero 2 della deliberazione della Giunta Comunale numero 54 del 10 aprile 2014, ad oggetto consultazioni elettorali europee del 25 maggio 2014, variazione in via d'urgenza in corso di esercizio provvisorio ai sensi del punto numero 8 del principio contabile applicato, relativo alla contabilità finanziaria armonizzata, variazione degli stanziamenti di cassa.
Il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare il 28 aprile, la quale ha espresso parere favorevole all'unanimità. Si tratta sostanzialmente delle spese per le elezioni europee, per i seggi, e quindi si procede alla sola votazione se nessuno chiede di effettuare dichiarazioni di voto. Ci sono richieste di effettuazione di dichiarazioni di voto? Nessuna richiesta, quindi procediamo alla votazione. Votazione aperta. Lanari e Marchese mancano. Esito della votazione, presenti 29, votanti 29, favorevoli 29, quindi la ratifica è approvata. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità del provvedimento. Votazione aperta. Bristot, Giannone, De Moliner, Darè, Zoleo. Esito della votazione, presenti 29, favorevoli 29, quindi l'immediata eseguibilità della delibera della ratifica è approvata. Punto numero 3. Elettrodotti Terna Valbelluna, addendum al protocollo d'intesa 2009 relativamente al tracciato C di collegamento in località Sagrogna con le linee esistenti in comune di Belluno. Il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare in più occasioni senza pervenire a votazione, quindi l'iter del punto è quello normale. Prima di dare la parola al Sindaco per la relazione, mi permetto di sottolineare che sulla stampa immediatamente successiva alle festività pasquali, mi pare se non ricordo male, è apparsa la notizia di una lettera mandata da alcuni consiglieri comunali di cui io non ho avuto direttamente copia ma che poi mi sono procurato, nella quale si diceva della possibilità di azioni giudiziarie nei confronti dei singoli consiglieri che votassero in un modo o nell'altro. Mi pare che sia una minaccia assolutamente inaccettabile, non solo per il tono, perché qua fra l'altro tutti noi cerchiamo di fare del nostro meglio con la finalità di servire l'interesse pubblico, ma anche perché le azioni giudiziarie nei confronti dei singoli consiglieri non ci sono, a meno che non si tratti di azioni penali, perché il Consiglio Comunale parla per bocca non dei singoli consiglieri, ma degli atti che approva. Se approva degli atti in violazione di legge, questi atti possono essere impugnati davanti alla magistratura competente e questa è sicuramente una facoltà che qualsiasi cittadino ha, senza bisogno di brandirla come una durlindana. Ancora una precisazione prima di passare la parola al Sindaco rispetto al testo che è stato depositato. Il testo che viene portato in votazione ha una piccolissima modifica operata dai proponenti, laddove al punto 1 del deliberato, che inizia con esprimere contrarietà, alla fine del periodo è stato aggiunto ribadendo le osservazioni tutte contenute nella delibera consiliare 59 del 2013. Detto questo, la parola al Sindaco. Grazie, buongiorno. Allora, innanzitutto cerco di fare una relazione estremamente sintetica perché
la questione è stata ampiamente dibattuta in tutte le sedi e ben conosciuta dai consiglieri comunali, ma cerco di focalizzarmi su alcune questioni, diciamo, fondamentali della delibera, sulla impostazione generale della delibera, riservandomi poi dopo eventualmente di fare alcune considerazioni di carattere più politico al limite all'interno del dibattito. Allora, questa deliberazione ovviamente è diciamo, la chiusura del cerchio che si è avviato con la deliberazione 35, che è la famosa cosiddetta delibera di iniziativa popolare, che abbiamo approvato in modo unanime e che forniva alcuni indirizzi su come il Comune si sarebbe dovuto comportare nei rapporti con Terna e nei rapporti ovviamente con gli organi competenti, che sono le commissioni VIA e i ministeri e gli altri comuni, quindi con tutti gli interlocutori, insomma, sia organi competenti sia interlocutori. Tracciava quindi, diciamo, una certa linea, una certa serie di indirizzi che sono naturalmente richiamati in premessa proprio in apertura della deliberazione e sostanzialmente riassunti, diciamo, nel famoso accorciamento del tracciato rispetto sia all'ipotesi A sia all'ipotesi B, ritenendo questo comunque migliorativo sia rispetto al tracciato che attraversa il Castionese, sia rispetto al tracciato che arriva a Levego, quindi non andando né verso il Castionese né verso Levego o Sagrogna, che il risparmio generato da questo accorciamento venisse impiegato per ottimizzare la situazione logistica di Andreane e dell'aeroporto anche mediante interramento e di rifiutare anche per il futuro ogni esercizio a tensione superiore ai 220 kV. Con questa deliberazione, a quella deliberazione seguì la delibera invece 59, che era la deliberazione dove venivano sollevate le osservazioni al progetto che è stato depositato da Terna, e quindi sollevando tutte quelle osservazioni che oggi sono presso la Commissione Via Nazionale e la Commissione Via Regionale e che devono essere ovviamente confutate, devono essere analizzate per verificare la sussistenza o meno dei requisiti da parte dei progetti depositati rispetto appunto alle osservazioni che sono state da noi depositate insieme a quelle di altri cittadini, di comitati, di altri comuni, eccetera, eccetera, con una discreta uniformità dal punto di vista delle argomentazioni nelle osservazioni da parte di tutti i comuni, quindi Soverdene, Ponte nelle Alpi, Belluno, ma anche Limana pro quota, diciamo, per la sua parte. Contestualmente veniva dato l'indirizzo anche di cercare di individuare delle modalità di raccordo con i comuni, diciamo, chiamati in causa dal protocollo d'intesa, nonché con i comuni di Limana e di Trichiana, che pur non essendo chiamati in causa dal protocollo d'intesa, o meglio Limana viene chiamata in causa diciamo indirettamente, e Trichiana invece viene chiamata in causa solo nell'eventualità che venga effettuata la fascia B, evidentemente veniva richiesto, diciamo, il massimo coordinamento possibile con questi comuni che naturalmente hanno delle esigenze che possono non coincidere completamente fra di loro, ma che sono esigenze ovviamente che devono essere contemperate. Questo contemperamento si è cercato di individuarlo su un posizionamento comune di tutti e 5 i comuni, posizionamento di contrarietà rispetto alla realizzazione della fascia B, del tracciato B dell'elettrodotto. Un documento di questo tenore è stato approvato quindi dai comuni di Soverdene, Ponte nelle Alpi e dal comune di Trichiana. Ricordiamo peraltro che Trichiana e Ponte nelle Alpi vanno a elezioni, quindi hanno dovuto accelerare ovviamente i tempi per riuscire a fare consiglio comunale fin quando era consentito. Non è stato invece adottato dal comune di Limana, pur ritenendo il comune di Limana di aver già espresso contrarietà alla fascia B mediante le osservazioni depositate. Manca ovviamente il comune di Belluno, che non fa un documento a parte come deciso dalla Commissione, bensì, diciamo, lo integra all'interno del testo di questa delibera, diciamo, che accompagna il famoso addendum. E vengo quindi al testo della deliberazione, che quindi è il frutto di questo tipo di percorso. Quali sono gli elementi centrali di novità rispetto a tutto il percorso che già conoscete, che già è stato fatto? Non è neanche iniziato però. Ah, ecco, sì.
Quali sono gli elementi, diciamo, più importanti che sono stati introdotti in questa delibera? Innanzitutto viene introdotto per la prima volta in modo diciamo chiaro e inequivocabile il concetto di espressione di contrarietà alla realizzazione dell'elettrodotto in assenza di internamento ad Andreane all'aeroporto e di riduzione del tracciato. Sostanzialmente si prendono i primi due degli indirizzi della delibera iniziativa popolare, li si trasforma in una espressione di contrarietà del Comune di Belluno alla realizzazione dell'elettrodotto, contrarietà che è subordinata alla realizzazione o meno dell'interramento e dell'accorciamento del tracciato, quindi senza intaccare né gli abitati di Sacrogna Levego né quelli del Castionese. La seconda questione invece nuova, molto importante direi, è il fatto che con questa deliberazione si solleva una nuova osservazione da inviare ai ministeri, alla Regione, alla Commissione Via Nazionale e Regionale, relativamente a un aspetto estremamente importante di funzioni ulteriori, di ulteriori interferenze che l'elettrodotto potrebbe provocare, non tanto rispetto all'aeroporto inteso come aeroporto civile, quanto invece come aeroporto per lo svolgimento di funzioni di protezione civile. L'aeroporto di Belluno infatti è l'unico aeroporto di protezione civile della provincia di Belluno, è l'aeroporto su cui insiste il CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, presso la sede del Corpo Forestale dello Stato, sede anche della esercitazione Vaillant 2000 che ricorderete effettuata quest'anno. È il luogo dove atterrano gli aerei dei Vigili del Fuoco, quelli del Corpo Forestale dello Stato, ma soprattutto gli elicotteri che vanno e vengono, che come sapete fanno rifornimento di carburante in loco, lì c'è la sede dell'INAER, e gli elicotteri ovviamente Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e quant'altro. Abbiamo quindi sollevato questa questione con un'argomentazione di carattere piuttosto tecnico predisposta dagli uffici e abbiamo sostenuto questa osservazione anche mediante, diciamo, la interlocuzione con gli enti che si occupano appunto di protezione civile nel nostro territorio, sollevando quindi e investendo anche loro della necessità di esprimersi rispetto a questa situazione, diciamo, che può interferire in modo piuttosto grave, a nostro avviso, e che quindi ci fa propendere per dire lì evidentemente l'elettrodotto non ci deve essere o deve essere interrato e quindi non deve interferire. Questa situazione era stata anche segnalata e se ne è anche discussa nella recente riunione che è stata fatta da parte della Commissione Urbanistica presso la Commissione Via Regionale, che ricorderete si è svolta a Mestre proprio per fare alcuni approfondimenti di carattere prevalentemente procedurale. La osservazione non viene sollevata soltanto come osservazione, ma viene anche introdotta richiamando un punto del protocollo d'intesa, e cioè l'articolo 4, settimo capoverso, che recita espressamente, l'abbiamo riportato anche nel deliberato, che eventuali prescrizioni conseguenti alla presenza dell'aeroporto Arturo Dell'Oro in Belluno saranno evidenziate in fase autorizzativa dagli enti preposti, compreso il comune di Belluno ed a terna recepite. Quindi usiamo anche una previsione che era stata introdotta dal protocollo d'intesa, ovviamente per argomentare e sollevare questa questione che riteniamo dirimente e fondamentale. Il terzo elemento di novità che viene introdotto, che è un elemento aggiuntivo rispetto a quanto era stato stabilito invece nella delibera di iniziativa popolare, non parliamo più di contrarietà a esercire gli elettrodotti a tensione superiore ai 220.000 volt per il futuro nel territorio comunale di Belluno, ma introduciamo il concetto di contrarietà anche alla infrastrutturazione a 380.000, eliminando in questo modo la problematica di infrastrutturare a 380 per esercire a 220 e quindi introduciamo questo elemento ovviamente di assoluta contrarietà. Il quarto punto è quello che dicevo prima, l'esito della concertazione con gli altri comuni, e quindi ribadiamo la contrarietà alla fascia B. È evidente che è una posizione di carattere prettamente politico perché noi l'abbiamo già espresso in due delibere diverse, per cui, e queste sono agli atti, sono alla Commissione Via regionale, nazionale, quindi questa è una posizione, diciamo, prettamente politica solo per adempiere così a questa idea di coordinamento che si doveva fare con i vari comuni e quindi risponde esclusivamente a questo. Al di là degli altri punti del deliberato che conoscete, insomma, che sono di carattere più, se vogliamo, politico,
Il sesto punto invece prevede appunto l'approvazione dell'addendum C al protocollo d'intesa sottoscritto il 31 marzo 2009, perché l'imitazione di una delle criticità rilevate, già sollevate e fatte salve tutte le considerazioni che sono state precedentemente esposte nella deliberazione. E questo si ricollega ovviamente alla partenza che abbiamo fatto prima, e cioè l'esprimere la contrarietà in assenza di accorciamento e di interramento, e quindi subordinare il tutto a questo. E quindi gli obiettivi della delibera iniziativa popolare, quindi questa deliberazione spiega il ragionamento con cui si va nella direzione degli obiettivi che erano state fissate dalla delibera iniziativa popolare. Naturalmente ci si riserva ugualmente l'espressione del parere definitivo, che come sapete è il momento in cui la posizione finale del Comune di Belluno deve essere dichiarata in fase di conferenza dei servizi, e questa viene riservata ovviamente al Consiglio Comunale, che quindi si esprimerà rispetto in modo definitivo. Faccio una considerazione molto veloce per dire che indipendentemente da tutte i posizionamenti, le opinioni che possono essere state espresse in particolar modo sulla stampa, poi dopo ci ritornerò anche in fase di dibattito, indipendentemente da tutto questo, oggi si arriva a una composizione di una deliberazione che è il frutto attuale, nell'ambito delle possibilità che erano a nostro appannaggio, che erano alla nostra portata, rispetto agli indirizzi che il Consiglio Comunale ha espresso l'anno scorso con la delibera numero 35 in modo unanime. Ha tracciato questo percorso, il percorso ha portato a questo risultato. È soddisfacente, non è soddisfacente? Questo è il risultato, perché naturalmente la questione, e termino con questo, la questione politica del posizionamento del Comune di Belluno rispetto alla infrastrutturazione del 380.000 volt e del non interramento, che sono i due veri elementi di assurdità dell'elettrodotto che oggi ci troviamo in casa, cioè questo è il problema, il fatto che il Comune sia legato nel 2009 a 380.000 e al non interramento, perché sono espressi in modo chiaro, ahimè, nel protocollo d'intesa. Allora, al di là della contrarietà, quindi della espressione di una volontà politica del Comune di Belluno, parallelamente c'è l'aspetto procedurale di una procedura che è aperta, non è aperta, che si sta chiudendo e che si chiude sostanzialmente il 22 o il 27, non ricordo, maggio, c'è la chiusura dell'istruttoria ufficiale da parte della Via Nazionale, l'apertura, scusate, dell'istruttoria effettiva, ed è la chiusura di una procedura che procede naturalmente a prescindere da quello che è il posizionamento politico, perché quel tipo di procedura è una procedura che prevede degli atti che devono essere presentati per potervi intervenire. Quando c'è un processo si può dire tutto quello che si vuole, si è d'accordo, in disaccordo, ci si sente feriti, eccetera, ma nel processo ci si attiva all'interno del processo con gli strumenti che sono previsti dal codice di procedura. Questo è per fare un parallelismo, per capire le due questioni che vanno di pari passo da un lato, ma a un certo punto hanno due canali di tipo diverso. Allora, ci sono considerazioni politiche in questa delibera, ci sono le considerazioni invece che possono essere espresse all'interno di una procedura che comunque si chiude, indipendentemente dalla attivazione o meno da parte del Comune di Belluno della fascia C della riduzione del tracciato. Indipendentemente da questo, la procedura naturalmente si definisce ugualmente a prescindere dalla posizione del Comune di Belluno, e questo penso che sia da rimarcare, perché ogni tanto mi pare che abbiamo assunto delle posizioni che fanno quasi pensare al fatto che tutto sommato possiamo anche aspettare e vedere che cosa succede. E che cosa succede lo sappiamo già, perché si chiude e ci sono anche le date in cui si chiude. Quindi se vogliamo intervenire in quella procedura evidentemente dobbiamo produrre un atto, non un'opinione, un atto che deve essere trasmesso. Se non va bene questo atto se ne può anche trasmettere un altro, bisogna sapere che cosa trasmettere evidentemente. Mi riservo di intervenire dopo in dibattito, grazie. Grazie, è aperto il dibattito, prego chi vuole intervenire. Chiuso il dibattito. Dichiarazione di voto. Guardate, si può benissimo fare il dibattito, però
queste furbizie di aspettare per vedere chi interviene prima hanno un po' le gambe corte, quindi io lascio tutto il tempo che volete al dibattito, ma se nel corso di alcuni secondi non ci sono iscrizioni a parlare, si passa alla dichiarazione di voto. Questo è. Prego, consigliere D'Areva, in dibattito. Siccome comincio sempre io, Presidente, va bene anche questa volta, sarò il primo a farlo. Va bene. Allora, no, incomincio dalla fine, Sindaco. Lei dice che le date sono già iscritte, io credo non siano perentorie. Niente è perentorio nella vita se non la morte, per cui anche le date delle commissioni via possono essere riviste o chieste integrazioni o rinvii, quindi non credo sia questo il problema. Mi rifaccio, prima di venire ad alcune considerazioni sulla delibera di oggi e sull'addendum, alla deliberazione numero 59 del settembre 2013, quella in cui abbiamo in qualche maniera riassunto anche la delibera popolare e in cui al punto 3 del deliberato si dice di non poter prescindere dall'aspetto conoscitivo degli sviluppi infrastrutturali della rete di alta tensione di Terna SpA sul territorio comunale e provinciale, legando lo stesso a qualsiasi futuro atto autorizzativo o protocollo di intesa con la medesima società. Allora la prima domanda è questa, perché viene riportata anche nella delibera di oggi. Sono mai state depositate le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente in merito agli aspetti conoscitivi infrastrutturali della rete di Terna per far sì che si escluda che nel territorio provinciale in qualche maniera si possa considerare questa una rete internazionale non il frazionamento di un'unica opera, la famosa lettera del 31 ottobre 2012, perché credo si debba parlare e incominciare da qua. Se non sappiamo nemmeno quali siano gli intendimenti di Terna per il futuro, perché dopo aver deliberato che escludiamo qualunque altro protocollo d'intesa ci sediamo al tavolo e in modo piuttosto curioso approviamo un altro protocollo d'intesa che non è previsto dalla procedura via, da nessuna parte è scritto questo, e quindi è un metodo quantomeno curioso e irrazionale di procedere qui a Terna, gli accordi del gigante nei confronti del nano. Questa è la prima domanda, perché credo da lì parta un po' tutto. Tra l'altro la procedura via dovrebbe essere qualcosa di oggettivamente riscontrabile. Chi scrive il decreto lo deve dimostrare, non è un documento pur parler, che oggettivamente valuta situazioni diverse. E quindi trovo ancora più curioso che si dica, nel protocollo che approviamo oggi, che l'opzione preferenziale pertanto presuppone ed indirizzo all'integrazione del studio impatto ambientale e alla progettazione dell'opera. Si dica tra l'altro che la fascia di fattibilità C, condivisa e riportata nell'allegato 1 al presente addendum, e che costituirà il progetto di tracciato sostenuto da Terna. Cioè Terna, invece che fare una valutazione oggettiva, dice alla Commissione via qual è il tracciato che preferisce. Anche questo lo trovo piuttosto imbarazzante. Al di là di quelli che possono essere poi i risvolti politici, quelli che abbiamo le risposte avute dal Ministero, tra cui ricordo le mie dichiarazioni di voto della delibera numero 59, giusto per fare un salto nel passato, quando a fronte, ricordate, ero l'unico contrario di riscrivere la Divina Commedia con 1000 emendamenti, mi limitai a dire o abbiamo fiducia o non abbiamo fiducia nelle commissioni via. Che il Ministro Tanonato si facesse garante, non mi sembra questo sia accaduto. Ed è per questo che sono sempre più perplesso, Sindaco. Ormai che cerchiamo, o meglio, ci siamo convinti, no, che siamo di fronte al Cordignano Lienz, perché nessuno ce lo dice, nessuno deposita documenti, nessuno risponde alle richieste del Ministero, e noi ci sediamo ancora a fare accordi di programma all'interno di deliberazioni che dicono una cosa diversa. Che dicono per esempio che noi decideremo sulle tensioni di esercizio. Questo non è vero, credo sia una procedura a livello ministeriale, e quindi a noi non chiederanno nulla per il passaggio da 220 a 380. Quindi una volta scritta, quella è fatta, è piuttosto imbarazzante. Un tempo parlavo anche di solidarietà, se qualcuno deve fare l'asino oggi sono disposto a farlo io, no? Se qualcuno pensa di rimangare al passato, io credo di guardare al futuro, oggi non strumentalizzo nulla, non è una strumentalizzazione politica, la mia è una convinzione di quello che ho visto e studiato in questi anni. Se nel passato non avevo studiato, le ho votate tutte le delibere, dalla prima alla seconda alla terza, no? Quindi no? Se uno deve sbagliare, l'ho sbagliato sempre io, ho detto sempre di dire di sì a Terna. Oggi mi sono convinto che di fronte alla furbizia, di fronte agli interessi di qualcuno, un tempo parlavo di Ponte nelle Alpi e Soverzene, c'è chi ancora scrive e dà suggerimenti sul fatto che questo comune deve approvare l'addendum C per non dare risposta a Terna sulla fascia B.
il sindaco di Soverdene che dovrebbe forse preoccuparsi della centrale 380 che le fanno in Val Gallina, del collegamento con la centrale di produzione 400 kW che vogliono fare a Polpetta, in mezzo all'area residenziale a 2 passi dal sito UNESCO. Credo che siamo davvero alla follia, perché lì è il nucleo. Allora, se dobbiamo avere rete transfrontaliere per portare l'energia dobbiamo usare il 380, se non il 500 kW, questo è indubbio. Se ce lo dicono, forse è il caso che questa provincia si attrezzi, si rifaccia il progetto, si va alle correnti continue e non ci si sieda con Terna per approvare un addendum che non fa altro, ecco, abbiamo finito, che non fa altro che far sì di non avere neanche da difendere l'orgoglio. Questo territorio continuerà a essere un territorio di conquista, non solo per Terna. Quindi per il momento mi fermo qua e ormai è finito che... Grazie. Altri? Prego, consigliere Balcon. Per fortuna il comune di Belluno non è in campagna elettorale, non andiamo a eleggere il sindaco, per cui non si può parlare di speculazioni politiche e di demagogia. Demagogia che viene fatta in qualche altro comune. E parto proprio dai comuni. Io mi aspettavo che il sindaco di Belluno, che probabilmente sarà il prossimo presidente della provincia, perché la strada è questa, come il capofila, non abbia saputo fare sintesi un po' con i comuni limitrofi o con i comuni di tutta la vallata, perché il problema di Terna non riguarda solo Belluno, non riguarda solo Ponte nelle Alpi, non riguarda solo Soverdene, non riguarda solo Trichiana e non riguarda solo Limana, interessa un po' tutti. Quindi qua, con tutto il mio disappunto, ma devo riconoscere che è mancata un po' la figura della provincia, ma in particolar modo di chi poteva fare da capofila. Detto questo, noto in particolare, c'è disgregazione fra i comuni. Il comune di Ponte nelle Alpi che minaccia, il comune di Soverdene che diffida il comune di Belluno, l'unico sindaco che fra l'altro non è neanche candidato alle elezioni è stato il sindaco di Limana, che ha avuto il coraggio di dire no. E questo a Terna, questo qua deliberare in questo senso qua. Fortunatamente in questo ultimo periodo noto che i comitati pro battaglia contro Terna si sono un po' riuniti, quello che fino a poco tempo fa erano spaccati. Finalmente si dimostra che l'unione fa la forza e anche l'unione dei comuni poteva avere un peso nei confronti di Terna. Si arriva con fretta e furia ad approvare, dicevo prima, noi non siamo in campagna elettorale come Ponte delle Alpi e gli altri comuni, si arriva in fretta e furia quando sappiamo che oggi proprio, ma è stata rinviata, in commissione senatoriale al Senato doveva esserci l'audizione di Terna, quindi sarebbe stato opportuno sapere cosa succedeva in quella sede. Non solo, il comune di Belluno, mi pare, e anche Terna, dovrebbero essere in attesa di un parere vincolante della Commissione Protezione Civile della Regione Veneto, che ancora non è pervenuto. Anche questo sarebbe stato un elemento che poteva essere un po' di peso alla situazione. Si parla dell'accordo di programma. L'accordo di programma è stato fatto nel 2008, approvato, si dice accordo di programma, che poi inserito in una delibera non si sa in che modo, perché nella delibera non si parla mai di 380, si parla solo di 220, questo anche in commissione, sia in delibera consigliare. Detto questo, purtroppo i trucchi ci sono per inserire qualcosa che non va bene e qua forse c'è stato. Ma nel 2012 Terna ha prodotto uno studio di fattibilità di passare le linee. Ma allora, come si è fatto un accordo, e qua sta il punto, di una linea, di uno studio fatto nel 2012 con un accordo fatto prima? Quindi l'accordo fatto nel 2009 non era supportato da nessuna via, né ministeriale né regionale. Questo è il succo della materia. Passiamo poi ai passaggi. Diciamo la linea C, la fascia C, non la linea, ma la fascia C, cosa comporta la fascia C? Si passa il Piave e poi una volta passato il Piave, cosa si fa?
Abbiamo un palo in mezzo alla campagna? Non so. Lo chiedo a voi cosa potete immaginare di questo traliccio qua. Chi non mi dice che una volta arrivati là poi col 380-400, perché la linea si parla di 380-400 kV, non venga diramato in qualche parte. Una volta che arrivati là, fascia A, fascia B, fascia C, sono tutte quante vulnerabili. Quindi allora è meglio che quel traliccio rimanga a Ponte nei Alpi, che rimanga alla stazione di Polpetta, che si è portata lasciata in casa, perché non è colpa nostra se a Polpetta hanno deciso di fare questa cabina. Addirittura i cittadini di Ponte nei Alpi Polpetta si sono opposti in questi giorni qua, stanno facendo riunioni perché non sapevano cosa succedeva sulle loro teste. Questa è la storia di questo traliccio qua, di questa linea qua. Oggi stiamo qua sempre a ritornare su queste questioni qua, ma faccio riferimento a prima. Il Movimento 5 Stelle aveva presentato una mozione da collegare a questa delibera. Io avevo detto presentatela come emendamento, che forse ve lo discuto, altrimenti ve lo buttano al prossimo Consiglio. Troppo così si è verificato. Comunque quella mozione, che non era poi, che faceva riferimento a un'analoga mozione del Patto per Belluno e rispecchiava totalmente in sede deliberativa quello che era stato presentato dal Patto per Belluno come delibera, ed è stata rigettata, bocciata il 17 di giugno 2013, dove si diceva tassativamente la linea dell'alta tensione non deve interessare il territorio del comune di Belluno, ci sono ben altre strade da fare, o se veramente e in modo inconfutabile non si poteva fare a meno che passare per il comune di Belluno, la linea doveva essere interrata. Ma costa tanto, non sono affari nostri, la salute dei nostri concittadini, viva Dio, vale molto di più degli interessi di Terna e quanti altri. Io per il momento mi fermo qui, mi auguro che il buonsenso debba prevalere, prima la salute, prima la tutela del nostro territorio, poi gli interessi di qualcun altro. Grazie. Consigliere Serafini, prego. Oddio. Allora, io mi sono rotto di sentire ogni volta sulle commissioni, anche tramite stampa, che io quella volta ho votato a favore che passi Terna. Madonna, oramai non ne posso più. Qui ci sono i documenti che parlano chiaro. Quello che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, non si è mai parlato di 3,80, mai. Poi sul famoso protocollo di intesa, la unica volta che hanno parlato di 3,80, e parlo quello del 2009, vi leggo il versetto. Per motivi di standardizzazione, per meglio utilizzare la vita utile degli impianti, cioè l'impianto deve durare anni, almeno io la leggo così, per la realizzazione di una nuova linea aerea 220. Terna utilizza gli standard previsti per il livello di tensione fino a 3,80 kV. Accidenti! Poi qui si fermavano a parlare, qualcuno si fermava a parlare e gli ho detto vai oltre, che non hanno provato in questo caso il 380, prosegue. Tale approccio consente comunque un potenziale miglioramento dell'efficienza dell'impianto in termini di riduzione di perdite. Come io a casa ho fatto l'impianto elettrico, mi ha detto l'elettricista, uso il filo da 0,6 o da 0,8, perché se te fa da 0,8 anche col sovraccarico così non c'è punta, c'è molta meno dispersione. Allora ho detto fallo da 0,8, anche in questo caso se è un potenziamento per non perdere energia, io la interpreto così.
o non ho studiato appunto tanto come non so, avvocati, ingegneri, periti, ma mi sembra che questa frase del protocollo d'intesa è chiara e è la unica volta che si parla di 3,80. La prossima volta che uno mi dice tu quella volta hai votato, mi faccio venire tutte le malattie possibili e gli sputo in bocca, ragazzi, perché veramente questo scaricabarile sugli altri oramai non ne posso più. Arrivati dunque, decisione così, il protocollo di Teda, qui sotto c'è stato Ordes, quello di Ponte nelle Alpi. Io vado a parlare con chiunque, ma come mai solo con la maggioranza? Perché non fate un incontro anche con la minoranza? Perché è gli interessi di tutto il comune di Belluno, anche se essa non è in maggioranza, appartiene al comune di Belluno, allora perché non approfondire dialettica? Io ho sentito il signor Ordes arrivare qui e pontificare, e ripeto pontificare con delle belle parole che io a volte onde per cui mi viene la vorticosi testicolare. Lui ha tentato lui ha fatto una bella cosa, ha fatto interrare il 2,20. Allora io dico, ma come mai hai approvato una centrale che verrà armata a 3,80 e prosegue coi cavi a 3,80 se lì hai fatto interrare e non li hanno eliminati? No, ragazzi, o sono mi programmo che ero, ma anche i programmi ogni tanto ragionano. Si è portato a casa il signor Ordes un tumore e questo qua in un futuro Ponte nelle Alpi ne pagherà bene le conseguenze. Dal 2008, qui c'è un documentino che ha depositato Terna, non l'ho inventato io, depositato in Europa, e quindi you speak English, che non ci capisco una madonna, però c'è la traduzione italiana che ti dice poi per aggiornamento tensione media 150 220 rispettando gli standard 400 kV, si è portato a casa i 400.000 kV. Quando si sente, ho sentito anche il sindaco più di una volta parlare dell'aeroporto, quello che l'altro, se c'è uno che ha acceso la cornice, qui ho i testimoni, qui 1, 2, 3, che ha acceso la miccia sull'aeroporto, non pregiudichiamo l'aeroporto più a nord d'Italia, perché è un aeroporto considerato, e ho spiegato quelle cose che il sindaco ha ripetuto. Viviamo, che l'ho detto giù alla via, dove loro vanno in ferie, hai capito? E non voglio il territorio, cioè non voglio i tralici che pregiudicano il funzionamento dell'aeroporto. Ma allora, se io ho parlato con un parlamentare Panis, sono andato a incontrarlo, parlando dell'aeroporto, erano stati stanziati 160 milioni di euro per gli interamenti. A Ponte nelle Alpi fanno gli interamenti, però gli fanno un'altra linea lì che si stanno incazzando perché quelli di Ponte non lo sapevano, da 3,80 che deve attraversare l'aeroporto. E io quella volta ho detto sì, se il 2,20 è praticabile all'interamento, ma dai, importa tanto non intralciare gli altri, fanno l'interamento. I soldi, 160 milioni di euro, come mai non lo internano? Perché non lo fanno 2,20? Cioè, essere presi in giro, ma questo è successo dopo del 2008, non 8 anni fa.
Le linee aeree hanno detto che è più facile ripararle. Li mortasci vostra, la dita a mio amico romano. È anche più facile che va dentro l'aereo, l'elicottero, il deltaplano, perché a lei il pro e il contro, e guarda caso proprio in prossimità di un aeroporto, ma guarda caso, la cosa è molto strana. Se io sento ancora qualcuno parlare della cosa fascia C, gli amputo una gamba. E capite bene di che gamba sto parlando. Perché la fascia C non esiste. La fascia C non esiste. Hanno cambiato il colore a una fascia che era della cosa fascia A e B, gli hanno solo cambiato il colore. E poi attraversare il Piave, grazie, ma se me lo attraversi col 3,80, che io quell'aeroporto lì ce l'ho, non lì, ce l'ho nel cuore, non capite male. Perciò io sono ancora convinto che il protocollo d'intesa che è stato fatto a suo tempo, a 2,20, con la possibilità di interrare il 2,20, i soldi li hanno usati solo a Ponte, ma è strano o no? E si sono portati 3,80 che ce lo mandano a Belluno, o no? Se cosa sento uno che gli dice tu quella volta hai votato, signor Sindaco, io ti dico quella volta ti sei astenuto, se era una cazzata perché non hai votato contro? Mi pare che stiamo un po' debordando sia come linguaggio sia come riferimenti. Ci sono gli atti e sono pubblici, fortunatamente. È qua. Astenuti. Va bene, dai. Prego. Per fatto personale, per fatto personale sul voto, leggo la deliberazione, acquisiti pareri, eccetera, 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 presenti numero 30, previo scomputo degli astenuti, Roccon Luigi e Silvano e Salvador, votanti 28, favorevoli 22, contrari 6, Zoleo Maria Cristina, Cassol Maria Teresa, Perale Marco, Massaro Jacopo, De Moliner Roberto, Raseraberna Francesco. No, quello è sull'immediata eseguibilità. Avanti, no, andiamo avanti. Silvano Serafini, la pagina dopo c'è l'immediata eseguibilità dove mi sono... Appunto, l'immediata eseguibilità. Ecco. Bon. Altri che chiedono di intervenire? Prego, consigliera Bettiol. Ci sono due votazioni, chiudiamo questa querela, ci sono due votazioni, il merito e l'immediata eseguibilità, come abbiamo fatto non più tardi di mezz'ora fa. Prego, consigliera Bettiol. Beh, insomma, cerchiamo di riportare il dibattito dei livelli più consoli di un consiglio comunale. Allora, intanto volevo rilevare una cosa che ieri ci siamo detti in gruppo. Sappiamo che la Commissione Viva aveva chiesto le certificazioni della protezione civile della provincia per la questione dell'aeroporto, eccetera, però la delibera è molto carente su questo punto, perché parla genericamente dell'aeroporto, però non c'è traccia di queste certificazioni che erano state richieste, né viene approfondito il tema, quindi questa è una delle questioni che ci fa dubitare della bontà della delibera. Detto questo, devo in parte collegarmi a quello che diceva Serafini, mai si era parlato di 380 nel protocollo del 2009, la via stessa parla della stazione di Polpette come stazione a 2,20, perché è complicata la questione, è complicata, è anche complicato leggere le carte, quindi io credo che un po' di riflessione più approfondita che avesse coinvolto maggiormente l'intero Consiglio Comunale, anche per esempio nella riunione dell'altra sera con l'assessore Di Ponte, sarebbe stata solo che positiva per cercare di dipanare le questioni. Quindi
Innanzitutto noi riteniamo che alcune cose vadano chiarite e dette e vada un po' ripristinata la verità, cosa che non si è mai voluta fare. L'abbiamo sempre detto che quel protocollo era un punto di partenza, non era il punto d'arrivo, che andava migliorato, che se l'interramento è stato possibile per Ponte bisognava battersi perché venisse fatto a Belluno, che vuol dire che Ponte nelle Alpi è stato più bravo a portarselo a casa? Scusatemi, perché voglio dire, se lo si fa da una parte, perché vuol dire che gli amministratori si sono battuti anche con la popolazione per avere quel risultato lì. Allora, quello era un punto di partenza su cui bisognava continuare a lavorare per cercare di non impedire un'opera che probabilmente non si può impedire, ma per cercare di farla nel modo migliore per la tutela del paesaggio, della popolazione, della salute e dei diritti della gente. Si è voluto aprire un altro percorso, facendo, noi l'abbiamo detto, ma non vogliamo continuare sulla questione dello scaricabarile. Abbiamo sbagliato, non si doveva aprire quel percorso, la benedetta fascia B, perché abbiamo visto che cosa comportava e che quali possibilità dava a Terna, di cosa gli consentirebbe di fare su questo territorio. Un esempio. Non abbiamo potuto, non avete voluto tornare indietro completamente revocando le delibere, soprattutto la delibera di giunta del 2012, si è deciso di approvare la delibera di iniziativa popolare, che era appunto un punto di equilibrio. In questi mesi avete lavorato, avete trattato con Terna, siete arrivati a questo accordo, a questo addendum, che francamente non risolve nessuna delle questioni che avevamo messo tutti, non solo noi, anche parte della maggioranza sul piatto, che sono questioni che sono importanti, non sono questioni di lana caprina o questioni di principio, perché nessuno può disconoscere che il nostro gruppo, soprattutto nelle persone di De Molinari e della Visalli che siedono in seconda commissione, ha lavorato molto per stendere le osservazioni che poi sono state inviate quando appunto abbiamo discusso con la via eccetera, della delibera di iniziativa popolare. Quindi non c'è mai stato da parte nostra un atteggiamento pregiudizievolmente contro al modo in cui si stava operando, però adesso dobbiamo dircelo, è questa davvero la soluzione migliore per questo territorio? Perché noi dobbiamo perseguire la soluzione migliore? Perché se questa opera viene fatta e viene fatta così, saremo quelli che hanno lasciato una cosa che era meglio non lasciare su questo territorio. E quindi io credo che ci si debba pensare non una, ma 100 volte, rileggere anche 1000 volte le carte. Io, come altri qui, sono abituata a fare un lavoro in cui le carte si leggono, ogni volta si scopre qualcosa di nuovo. E non perché siamo deficienti, perché purtroppo è così. Più approfondisci questioni complicate e più ti rendi conto di quanto sono difficili. Allora, sinceramente, noi non riteniamo convincente quello che è stato detto anche nella relazione del sindaco prima sulla bontà di questo accordo. Ci sembra che il comune capoluogo avrebbe dovuto fare un'azione più, concertare di più con gli altri, con tutti i comuni interessati, anche Limana e Trichiana, e soprattutto avere un atteggiamento più duro con Terna, perché il territorio vale di più degli interessi di un colosso, certo, come quello che ci siamo trovati di fronte. Quindi noi pensiamo che quella proposta si potesse sicuramente migliorare e pertanto siamo molto perplessi sulla bontà di quello che è stato fatto fino adesso. Altri? Prego, consigliere Masut. Presidente, ma io vorrei porre però due questioni emerse un po' anche dal dibattito. Cioè, nel senso che, allora, io non vorrei prendermi lo sputo in bocca di orso grigio perché è una cosa che non mi piacerebbe molto, però voglio dire, nel protocollo così c'è scritto, per motivi di standardizzazione, per meglio utilizzare la vita utile dell'impianto per la realizzazione di una nuova linea aerea a 220 kV, Terna utilizza gli standard previsti per livello di tensione fino a 380 kV, punto. Questo è un punto, poi può dire che ci possono andare anche gli uccellini, ma questo è un altro discorso. Il problema è che Terna utilizza gli standard previsti per il livello di tensione 380 kV, che sono standard costruttivi diversi da quelli previsti per il 220.
Detto questo, cioè all'interno del protocollo dobbiamo anche essere onesti e andare a leggere quello che c'è scritto, perché già nel protocollo del 2009 era evidenziato che la linea 220 kV Polpet-Scorzè era una linea che Polpet-Scorzè, che è quella che passa attraverso l'aeroporto, era in aria, era armata a 220 kV e era esercita a 220 kV ed era armata a 380. C'era già scritto nel protocollo che la linea Polpet-Vellai era interrata a 220 kV, cioè tutte queste opere qui nel 2009 di come Terna avrebbe svolto i progetti erano individuate chiaramente in maniera molto chiara. Poi se non abbiamo saputo in qualche modo individuarle in modo preciso è una responsabilità di tutti noi, insomma, ma non è che non ci fossero scritte queste cose qui, anche nelle relazioni tecniche di Terna del 2010, che sono in revisione 00 del 19/9/2010, e che quindi in qualche modo, se voi avete la revisione 01, io sono disposto a leggere la revisione 01, però la 00 che in qualche modo individua la relazione tecnica, i progetti, individua i progetti delle centrali, della stazione di Polpet, di Soverzene, la stazione anche anche un'altra stazione elettrica che è inerente al progetto di Gardona, individua i campi elettrici delle centrali, l'emissione dei campi elettrici, il tipo di prove di test che vengono fatti per assicurare gli standard europei, cioè voglio dire è completa, nel senso che anche la stazione di Polpet nel 2010, io non so, mi pare di aver capito che il documento tuo del 2008 che fa riferimento che è scritto in inglese, tra l'altro mi pare, della stazione di Polpet, questo qui del 2010 che fa parte del progetto depositato da Terna in revisione 00, dice che la centrale di Polpet è armata a 220 kV e poi tutta una serie di correzioni, cioè che in pratica fa da smistamento sul 220 kV del 132 kV. Ora, tutte queste cose erano già chiare nel 2010, erano già scritte, anche il tipo di tralicci usati per il 380 volt, l'altezza minima dei cavi rispetto al territorio per mantenere i campi magnetici previsti, cioè era già tutto scritto questa cosa qui. Ovviamente sono passati dal 2009 al 2012, sono passati 3 anni in cui purtroppo non se n'è parlato di tutto questo discorso. Adesso ci troviamo in una situazione in cui ci troviamo a decidere su questo tipo di criticità che l'armatura 380 kV che ha messo in essere nel nostro territorio, insomma. Però voglio dire, non possiamo dire che queste informazioni non le avevamo anche prima, c'erano e forse dovevamo essere un po' più attenti, ecco. Per adesso mi fermo qui. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Zoleo, prego. Sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti. È un argomento delicatissimo questo, perché ha 2 aspetti fondamentali, un aspetto tecnico che appunto è estremamente complesso e un aspetto politico e io direi / etico, perché la scelta comunque che noi facciamo avrà una ricaduta diretta sui nostri cittadini. Questa è la cosa che sinceramente mi fa riflettere a lungo, non mi fa sparlare e parlare male di chi ha fatto scelte diverse, mi riferisco comunque al protocollo del 2009, che peraltro, come ha detto bene il Sindaco, questo protocollo io avevo votato contro. Io credo basta il chiacchiericcio, basta le terrazze che veramente mi deprimono, insomma. Torniamo all'etica della politica. Cosa vuol dire questo? Questo significa che dobbiamo essere altamente responsabili. Allora, quindi responsabilità significa competenza e significa autorevolezza. Forse, se posso nel senno di poi dare un giudizio sull'evoluzione, ci sono state fatte molte commissioni, molti incontri, posso dire che forse non ci sono stati incontri abbastanza competenti e autorevoli, con persone che fossero in grado di dirci veramente come stavano le cose. Io mi riferisco ad esempio all'incontro dell'altra sera dell'assessore Orzès,
l'ho già ribadito con qualcuno, insomma, che credo sarebbe stato veramente opportuno allargare l'incontro a tutto il Consiglio Comunale, proprio perché il tema è estremamente delicato. Io la storia di questo protocollo l'ho vissuta molto personalmente, perché devo dire che in una prima fase io ero assolutamente d'accordo alla soluzione della fascia C, perché mi ero convinta che scongiurasse le soluzioni A e B, quindi la mezza costa del Nevegal e la soluzione A. Invece mi sono resa conto che in definitiva nell'addendum tutto questo non esiste, in particolare il punto 6, dove si dice che la localizzazione dell'opera all'interno della fascia di fattibilità C, condivisa tra i firmatari, eccetera, sempre che ritenuta compatibile dagli organi statali competenti, potrà subire limitate modifiche in relazione ad eventuali specifiche esigenze. Che garanzie ci dà Terna? Punto di domanda. Quindi siamo di nuovo in balia di noi stessi. Allora io mi chiedo questo, no? Noi siamo costretti, mi pare di aver capito, siamo costretti a dare una soluzione a Terna, ma Terna che garanzie ci dà? Questa è una domanda che sinceramente mi viene spontaneo pormi, insomma. Allora io credo che forse, così è una proposta educata e sommessa, se forse questo punto viene ritirato all'ordine del giorno, viene rivisto, ridiscusso, approfondito, forse è la soluzione migliore, che ci mette nella condizione di poter valutare, magari incontrando l'assessore Ortez, che mi pare sia un tecnico in materia, e approfondendo ulteriormente la cosa, perché il problema di Andreane non è stato risolto, il problema dell'aeroporto non è stato risolto, il problema dell'interramento non è stato risolto. Grazie. Grazie. Consigliera Visalli, prego. Grazie Presidente. In Commissione si è discusso molto di questo argomento e il Sindaco ha riportato fedelmente un percorso fatto. Diciamo che il nostro punto di partenza era la delibera, parto dalla delibera popolare che abbiamo votato all'unanimità. Su quel punto noi ci siamo trovati tutti d'accordo. Si era fatta una gran cavolata nel chiedere, nel dare la possibilità a Terna di fare la valutazione dell'alternativa B, e guardate, il Sindaco ha più volte rimarcato in Commissione, è stata la Commissione Via a chiedere a Terna di avere più alternative, verissimo. La Commissione Via regionale ha chiesto a Terna di avere più alternative, compresa l'alternativa zero, che si fa sempre naturalmente l'alternativa zero quando si fa una valutazione di impatto ambientale, ma gli ha chiesto più alternative, sapendo che nel protocollo 2008 l'alternativa B era già stata scartata dagli enti locali firmatari del protocollo, perché i firmatari, non voglio far polemiche sul come e sul perché, avevano comunque scelto la linea A e non quella B. Quindi l'alternativa B, a cui purtroppo si è aperta la porta, era già stata in parte scartata e Terna era obbligata a portare alla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale dall'alternativa 0 a più alternative che comunque non dovevano comprendere quella. Detto ciò, io credo che sia diritto di un'amministrazione che arriva, che fa cose nuove, che cambia, nel momento in cui per di più chi siede sulla sedia del sindaco aveva votato contro quel protocollo, come rimarcato adesso dal sindaco stesso, aveva anche tutto il diritto di cogliere l'opportunità e dire: benissimo, io alzo il tavolo, spacco tutto, fermo tutto, il protocollo lo consideriamo zero. Non ci piace? Non va bene? Abbiamo fatto degli errori? Li abbiamo fatti tutti?
Abbiamo fatto scarse valutazioni, abbiamo firmato per i 220 e invece questi vogliono portarci il 380, abbiamo firmato anche la centralina perché la valutazione ambientale strategica del 2011 della Regione Veneto parla della centrale di Polpet 2,20. Allora, se una cosa sono le carte e gli atti della Regione Veneto, delle commissioni VIA, della Commissione Valutazione Impatto Strategico, della Commissione del Ministero dell'Ambiente, e una cosa sono le cose che Terna ci mette sopra, evidentemente senza la conoscenza e senza la coscienza, e neanche rispettando ciò che si firma, beh, consentiteci, noi non ci fidiamo più. Noi non possiamo fidarci di Terna che non scrive in questo addendum niente di più delle promesse e di nulla di impegno, di nulla, se non semplicemente l'accorciamento del tracciato, portandola ad un nodo pericolosissimo da cui poi può fare quello che gli pare? Uno, non abbiamo aderito completamente a quanto abbiamo deliberato nella delibera popolare perché c'era scritto che noi dovevamo mettere in moto un processo di partecipazione, di condivisione col territorio che non si è fatto. E guardate che l'Imana è riuscita a scavarsela perché ha fatto un'operazione intelligente e anche abbastanza furba, perché quando ha messo a confronto Terna con la cittadinanza si è trovato un muro tale che Terna, piuttosto che affrontare quel muro, è andata dai sindaci, anche del nostro, a trattare e a dire cosa vogliamo fare, sindaco, visto che qua c'è il muro, e allora viene fuori l'alternativa C. Ma posto che Terna abbassa un tantino il tono e scende a patti, noi dobbiamo alzarla la posta, non abbassarla. Ecco perché in commissione noi abbiamo chiesto che il sindaco si facesse garante con Terna di tutte le opzioni che erano già state elencate nella delibera popolare e anche di più. Terna dice, il sindaco ci ha riportato, Terna dice ci dispiace, noi non faremo mai interramento perché sennò si crea un precedente con tutta l'Italia. Benissimo, creiamolo questo precedente. Iniziamo a dirle le cose che vogliamo e nel momento in cui vediamo che Terna abbassa il tono, perché guardate che se non fosse nella difficoltà di portare avanti il suo progetto, ma pensate che veniva a trattare con noi? Allora, se tratta, forse c'era la possibilità di iniziare, e c'è, a mio avviso, c'è la possibilità di iniziare a discutere e dire guardate che questa roba non va. Chiudo dicendo che, detto ciò, io rimarco e riconfermo rispetto anche a quello successo nel 2008 che a Ponte delle Alpi c'è un grandissimo problema, perché quando un'amministrazione ha bambini che non riescono più ad andare a scuola perché stanno sotto un elettrodotto, è un problema civico che è stato corretto e giustissimo che il Comune di Ponte delle Alpi sostenesse. Quindi adesso che siamo a ridosso di una campagna elettorale non vorrei che tutte le questioni venissero messe in un unico calderone come sempre si fa. Allora, forse era anche opportuno, e l'avevo anche detto mi pare in commissione, ma se no lo dico qui, era anche opportuno spostarla sì questa discussione, proprio per evitare che non ci fossero fraintendimenti e che non ci fossero battagliette rispetto invece a una questione che è diventata una questione cogente, non solo per il Comune di Belluno ma per tutto il territorio provinciale, ma il Comune di Belluno in assenza della provincia doveva avere e deve avere una forza maggiore. Non facciamo giochi a ribasso su questo territorio, perché guardate, di Sade ne abbiamo avuta una, adesso basta. Non possiamo riportare sempre la storia all'indietro. Andiamo avanti con un po' di coraggio e un po' di determinazione. Questo chiediamo per cambiare. Grazie. Grazie. Consigliere Serafini, lei ha 30 secondi. Se non mi inciampo sto anche meno. Il protocollo d'intesa, il Comune di Belluno, a seguito del parere della Commissione urbanistica del 2008, ha optato per la sola fascia A, corrente ai margini del fiume Piave Pozzano, per risalirvi e collegarsi alle linee esistenti. Automatico, come dite, sì, come fa a collegarsi al 3,80 se c'è l'impianto che è lì a 2,20.
Vi faccio una domanda: chi è che ha aperto la strada alla fascia B che io e lui e esso ci siamo astenuti, non abbiamo partecipato per non essere complici, non abbiamo partecipato per non creare problemi alla maggioranza, ma poi ho capito attraverso Casa Grande tramite stampa che la maggioranza l'hanno ugualmente, allora vabbè, questa volta voterò no, insomma, ecco. Grazie. Il Grazie consigliere. Il parere degli altri non è stato di parola perché ha detto che ci avrebbe messo meno di 30 secondi, ce ne ha messo il doppio. Degli avvocati. Sì, consigliere, il suo tempo è scaduto. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Casagrande, prego. Grazie Presidente. Allora, io comincio invece da lontano e comincio dal leggere le carte, perché le carte vanno lette e inviterei su questo anche la stampa a volte a spendere un minuto in più e a leggere le carte, considerato che il verbale della seduta della Commissione urbanistica del 2008 è composto esattamente da 2 pagine. 2 pagine in cui non si è detto nulla. A seguito di quella commissione urbanistica si è poi tenuto il Consiglio Comunale con il punto all'ordine del giorno il protocollo d'intesa e su questo argomento c'è una pagina. In questa pagina l'unico intervento che viene fatto, oltre a quello dell'assessore di allora, è del consigliere dell'epoca Francesco Rasera-Berna, che dice testualmente: Terna non solo si riserva in questo modo per motivi di standardizzazione e per meglio utilizzare la vita utile dell'impianto per la realizzazione della nuova linea aerea 220, utilizza gli standard previsti per il livello di tensione fino a 380. Allora, io mi scusi Presidente, ma non credo che lei abbia un intelletto così superiore agli altri, che non si siano accorti che nel 2008 nel protocollo d'intesa si parlava del 380. A meno che non vogliamo oggi dire che l'allora consigliere Rasera-Berna abbia un quoziente intellettivo superiore a quelli che allora siedevano in Consiglio Comunale. Ma non mi permetto, ecco, di esprimere queste valutazioni. E questa è la prima considerazione. Nell'addendum, o meglio, chiedo scusa, nel protocollo d'intesa poi si legge: Terna e il comune di Belluno, non gli altri comuni, hanno studiato alcune soluzioni localizzative per gli interventi alle linee elettriche interessate alla proposta di razionalizzazione della RTN e tra queste ne sono state individuate 2, quindi diverse soluzioni, non 2, più di alcune soluzioni, ma ne hanno individuate 2, la fascia A e la fascia B. La fascia B prevede un necessario coinvolgimento del comune di Limana, eccetera, eccetera. Proseguendo, il comune di Belluno, a seguito del parere, l'ho letto poco fa Serafini, a seguito del parere della commissione urbanistica ha optato per la sola fascia A. Ma il comune di Belluno è una delle parti. Gli avvocati presenti in quest'Aula debbono sapere, credo, che se una delle parti esprime la propria preferenza non significa che questa sia condivisa anche dalle altre parti. Allora, che il comune abbia optato per la fascia A non significa che la fascia B è esclusa. Non significa che la fascia B non era prevista, non significa che la fascia B non possa essere considerata dalla Commissione via, perché o lo esprimevano tutti i comuni, tutte le parti firmatarie di quel protocollo, oppure è soltanto la volontà, la preferenza manifestata da una delle parti che potrà forse incidere sulla valutazione della Commissione, ma inciderà per quello che vale, cioè per essere la posizione di una delle parti firmatarie del protocollo. E vengo agli interventi che ho poc'anzi seguito. Dare, tu dici che i termini non sono perentori, se non quelli della morte. Beh, io ti dico che magari per chi crede è forse più probabile che non sia perentorio il termine della morte rispetto ai termini di legge.
I termini di legge qui sono scaduti, perché le osservazioni che tu fai oggi o che hanno fatto molti altri e che sono sicuramente condivisibili andavano fatte nel lontano 2008. Io con questo non voglio dare delle colpe o dire vabbè è colpa vostra, non sono state fatte e la porta si è chiusa. Quello che questa amministrazione ha fatto è cercare di limitare i danni per non essersi accorti all'epoca di queste cose. E l'opzione che oggi viene proposta, quella C, non è certo l'ipotesi migliorativa o non rappresenta la soluzione ottimale del problema, perché la soluzione ottimale sarebbe quella di portare indietro l'orologio e fermare tutto, ma questa è una soluzione impercorribile. E anche quando si dice beh bisogna ritirare il progetto, ma chi lo ritira il progetto? Il comune di Belluno? Solo il proponente potrà ritirare il progetto e Terna secondo noi ritira il progetto, ma Terna può ritirare il progetto in due casi, o perché è così buona che lo fa o perché la commissione VIA boccia tutte le ipotesi che ha sul tavolo. Io non vedo altre soluzioni e la prova è data dal fatto che chi oggi dice che bisogna azzerare tutto e ripartire da zero non ha mai detto nelle 10 commissioni che ci sono state qual è lo strumento legislativo e tecnico per riazzerare tutto, il che vuol dire che questa soluzione non c'è. Beh, sulla stampa anche si è letto che c'è chi ha detto si può azzerare tutto e ripartire da zero, ma perché devo fare i nomi? Consigliera, consigliere Casagrande continui per favore. Ora, si vuol fare una colpa a questa amministrazione di non essere riuscita ad ottenere il massimo che poteva ottenere, ma questa amministrazione è andata al tavolo con Terna, tra l'altro faccio un inciso, Terna non ha presentato alcun addendum C. L'addendum C oggi esiste perché c'è stata una delibera di iniziativa popolare che ha chiesto di fare quanto era possibile per scongiurare l'ipotesi del tracciato B. Questa trattativa ha portato un risultato forse minimo rispetto alle aspettative, ma che era il risultato massimo che Terna era disposta a concedere. Se Terna non è disposta oggi a concedere l'interramento, non significa che questa amministrazione nelle sedi o poi opportune, vale a dire nella Commissione Via Nazionale, porterà tutte le osservazioni affinché l'interramento venga eseguito. Se non si è riuscite a ottenere il 220 anziché il 380, non significa che questa amministrazione non presenterà tutte le osservazioni e non farà quanto necessario nella competente commissione nazionale o regionale per portare le osservazioni perché questo venga scongiurato. Ma qui oggi stiamo solo decidendo se vogliamo avere un'ipotesi alternativa a quelle che già esistono sul tavolo, se vogliamo scongiurare l'ipotesi dell'attraversamento a mezza costa del Nevegal. Questo possiamo oggi decidere. Tra l'altro, nella delibera che accompagna il protocollo si esprime contrarietà all'intero progetto. Ora io credo che votare no o essere contrari a questo significa essere contrari alla contrarietà, vale a dire essere favorevoli al progetto, perché contrari alla contrarietà a casa mia significa essere favorevoli. Per cui, a mio parere, in realtà l'amministrazione ha ben operato, purtroppo tutto non si è riusciti a portare a casa e questo sarebbe stato sicuramente preferibile per tutti, ma nello spirito appunto di una trattativa, purtroppo, è una trattativa in cui il comune di Belluno partiva svantaggiato, si è riusciti a ottenere il risultato massimo perseguibile. Io credo che sia un errore non votare oggi l'addendum C e la delibera iniziativa popolare, perché votare questo comunque addendum non aggiunge nulla di più negativo rispetto a quello che già oggi c'è. Mi fermo qui, grazie. Grazie. Consigliere Marchese, prego. Grazie. In realtà volevamo intervenire solo in dichiarazione di voto, ma l'argomento torna ad essere ampio. Anche se ne abbiamo parlato tanto, sembra necessario ribadire una banalmente semplice posizione, per noi almeno. Anzitutto, la salute, qualunque progetto nel territorio deve essere ecocompatibile.
io ne ho un sacco di punti da cui parto a caso. Vado un po' controcorrente per quanto riguarda la delibera che votammo richiedendo una valutazione relativamente all'alternativa B, che nel protocollo c'era e lo ha anche già ben detto Casagrande, perché ciò alla fine ha innescato una discussione che altrimenti sarebbe rimasta assopita, ha probabilmente alzato l'asticella dell'interesse e senza quella oggi molto probabilmente i piloni sarebbero già piantati. Bravi voi che siete riusciti a fidarvi di quell'azienda che si sa, si è sempre già ben visto quello che ha fatto nel resto d'Italia, si è ben visto come si comporta. Forse è stato effettivamente un po' più intelligente Rasera Berna a dubitarne quella volta. Per noi in realtà l'alternativa C è fumo negli occhi, non blocca niente. Casagrande, la retorica che adoperi in qualche maniera è la causa della rovina della sua nomea. Noi, se siamo contrari all'addendum C, non è che non siamo contrari al tracciato o a questo elettrodotto. La mozione che abbiamo presentato mi sembra che fosse abbastanza evidente. La contrarietà all'addendum C è legata al fatto che, come hai ben giustamente detto, se tutta una sequenza di entità appare favorevole alla stessa cosa, chiaramente il tutto procede senza intoppi. Quindi se noi oggi votiamo l'addendum C, ribadendo la validità del protocollo d'intesa, per quanto questo ne abbia forse terminato la sua precedente tecnicità nella presentazione del prodotto, dove a margine l'intenzione di fare un elettrodotto a 380 kV era ben scritta, non armarlo, un elettrodotto a 380 era ben scritta. Il problema è poi, quindi dicevamo, se tutti votiamo C, come hanno già fatto gli altri comuni, ribadiamo la forza di questo e diamo la possibilità di chiudere rapidamente, come giustamente chiedono, tutto quanto. Il bello è che tutto ciò, mentre siamo preoccupati giustamente delle scuole elementari di Ponte, ci dimentichiamo magari delle scuole di Levego, di quelle di Limana, e come dice, ogni tanto devo anche dar ragione alla consigliera Bettiol, più si studia, più si approfondisce, più si scoprono cose nuove. Ho notato che magari potrebbero scoprirne, vabbè, ma non divaghiamo, che abbiamo solo 10 minuti. Siamo andati a vedere un attimo, approfondire le misurazioni del campo elettromagnetico che il comune di Belluno chiede di fare all'ARPAV. Curiosamente, queste, che sono fra l'altro sul documento EMAS, riguardano unicamente le antenne di telefonia. Ma non abbiamo mai chiesto di andare a fare una rilevazione sopra qualcuna delle case su cui passano gli elettrodotti? Potrebbe essere interessante. Forse, anzi, invito, adesso in maniera informale, eventualmente lo faremo in maniera formale, a procedere in tal senso. L'abbiamo già detto in commissione, sarebbe stato utile scindere l'accettazione dell'addendum dalla restante parte della delibera, perché noi avevamo preparato anche un emendamento in tal senso che cancellasse tutto quanto l'addendum, ma come ci ha già segnalato il Presidente la volta scorsa, essendo nel titolo non era possibile farlo, quindi ce lo siamo tenuti qua. Scinderla perché la parte deliberatoria porta delle novità per il Comune, delle cose di cui sembra che non si fosse mai accorto. L'osservazione relativa all'aeroporto, c'è chi già l'ha inviata a suo tempo, quando si discuteva quali servizioni inviare, ossia quando questo Consiglio ci disse che non si potevano portare troppe osservazioni, quando noi volevamo sollevare tutte le criticità, in primis la necessità della tutela della salute. Ci sono voluti 2 anni, meglio tardi che mai, a questa amministrazione, a questo
Consiglio forse per arrivare alla contrarietà al progetto così come è presentato. Meglio tardi che mai. Ha parlato di persone competenti la consigliera Visalli prima, mi sembra. Sì, sarebbe stato forse interessante se tutti i comuni si fossero uniti, come già da 2 anni parliamo, magari affidandosi a persone competenti, in questo non mi riferisco a Orzes come la consigliera, ma piuttosto che andare da soli di fronte a un colosso come Terna, andare uniti con persone che magari abbiano competenza in materia ambientale o in materia di elettrodotti, ma quel che questo mestiere lo fanno già di professione, persone che poi sono state anche assunte da altri. Se avessimo deciso di condividere le scelte allora con tutto il territorio, magari contribuendo tutti alle spese, queste si sarebbero abbassate a margine. Tra l'altro saremmo curiosi, adesso vediamo, di sapere quanto abbiamo pagato per la consulenza legale delle osservazioni. Per quanto riguarda la possibilità di stralciare il progetto, consigliere Casagrande, mi risulta che il Consiglio abbia compito di indirizzo, poi l'amministrazione, anche attraverso i tecnici che invece questa dispone, deve trovare la miglior soluzione possibile, se c'è, che dia seguito a tale indirizzo, agli indirizzi, quelli che non agli auspici. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Ciociano. Sì, allora vorrei fare, intanto ringraziare quanti finora hanno contribuito a questo dialogo in maniera costruttiva e non in termini polemici o strumentali. Questo è stato un appello che è stato fatto da molti e quindi questo lo apprezzo e credo che anche chi ci ascolta lo apprezzi, perché effettivamente bisogna capire i termini del problema e non le dietrologie politiche eventualmente ci dovessero essere. E parto proprio da questo presupposto per dire che io credo che la strategia di Terna in realtà sia proprio questa, cioè la divisione e la spaccatura del territorio in termini politici e in termini di eterogeneità degli interessi che sono giustamente supportati da ciascun comune e da ciascun interlocutore in gioco. È chiaro, ha ragione, condivido assolutamente quello che diceva la consigliera Visalli rispetto agli interessi legittimi e sacrosanti del comune di Ponte delle Alpi, per esempio, no? Quindi ciascuno degli interlocutori ha fatto il proprio gioco, quindi ci si è arrivati a questo punto a un panorama molto frastagliato ed è questo il punto su cui Terna fa tutto il suo gioco. È un interlocutore, l'ho sentito nominare come colosso, come qualcosa che va al di sopra delle nostre teste e purtroppo è così, insomma, essendo un ente che tutti ben conosciamo per dimensioni. Allora il mio intanto è un appello all'unità, unità del territorio, unità nel trovare una soluzione quanto più condivisa possibile. Dopodiché dico anche questo, nel merito appunto dell'addendum, no? Allora noi siamo arrivati, si è nominata la delibera di iniziativa popolare, che è stato il punto appunto di maggiore convergenza tra quelle che erano le istanze presentate dai comitati, piuttosto che diciamo il punto di vista del comune, e quello ha fatto sì da definire dei criteri, dei paletti, no? Su cui abbiamo puntato tutti in maniera uniforme, e anzi anche in questo senso avendo sperimentato in prima persona sia col lavoro delle commissioni sia in qualche modo con quello che è stato fatto come amministrazione, il lavoro della Giunta, la ringrazio per lo sforzo veramente enorme che è stato fatto relativamente a questa questione assolutamente delicata e che meritava questa attenzione. Siamo arrivati a questo addendum C. Questo addendum C, ecco, sinceramente io lo leggo come una opportunità. Una opportunità perché? Perché è una maniera in cui, Marchese diceva, nel momento in cui le proposte vengono diciamo, sottoscritte in maniera coesa, no? Da parte del territorio e quindi in questo caso appunto da tutti gli interlocutori, da tutti i comuni e da Terna, questo fa sì
che le proposte abbiano una maggiore forza. È chiaro che allora nel momento in cui si riesce a raggiungere un punto fermo in questi termini, questo fa sì che si riesca a mettere a trovare una collocazione idonea per quello che è in realtà un percorso che comunque è già scritto. Perché io mi pongo anche la domanda contraria, no? Mi dico bene, allora non votiamo questo addendum. Ad oggi tranquillamente noi diciamo nel non fare questa scelta e automaticamente verrà scelto il percorso A o il percorso B. Perché è vero che tecnicamente c'è un'opzione 0 che comunque deve essere contemplata, no? Dalle commissioni competenti, ma è anche vero che io sinceramente, in maniera molto trasparente, mi sento veramente in difficoltà a immaginare, no? Se non in maniera da sogno, ecco, utopica, il fatto che effettivamente un'opzione 0 possa essere percorribile. Perché? Proprio in virtù di quell'eterogeneità degli interessi che ci sono tra i comuni e il territorio. Giustamente ciascun comune ha fatto un proprio percorso negli anni passati, nel 2009 eccetera. Si è arrivati a questo punto con una valutazione in cui il territorio insieme sta cercando di trovare una soluzione. Allora questo punto, questo addendum C è quello che riesce a far convergere tutti e addirittura ci può essere sottoscritto allo stesso Terna, no? Se no si riapre il gioco, ma il gioco si riapre per quanto riguarda il Comune di Belluno con l'opportunità per Terna tranquillamente di dire va bene, non avete colto questa opportunità, noi comunque abbiamo una sottoscrizione dell'ipotesi B o dell'ipotesi A. Allora io la responsabilità in questo senso me la voglio prendere con difficoltà, perché è una scelta difficilissima questa, cioè è molto difficile per me oggi, come per tutti penso, no? Trovarsi oggi a dover fare questa valutazione, però io in questo senso dico, probabilmente in questo momento siamo chiamati a cogliere questo addendum C come una scelta di responsabilità. Grazie. Grazie. Consigliere Prade, può parlare. Presidente, come tutti sanno e come saprà anche il Sindaco, la situazione è pressoché irreversibile, nel senso che qui il tracciato B ormai è un tracciato che, come alla prossima seduta della Commissione Senato competente Terna dirà, è quello che sarà praticato concretamente. Quindi tutto quello che ci diciamo qui e tutte le delibere sulla cui portata io non, siccome vedo che serpeggia un certo nervosismo, non voglio ripetere quello che ho definito questa delibera in commissione, ma si deve dire veramente tutto il male possibile, perché arrivare a una ipotesi di delibera del genere dopo tutto quello che è stato detto mi pare veramente una debacle per la città intera. L'indicazione che io suggerisco e che mi permetto di suggerire è quella di operare oggi con una sana melina, cioè di fermarsi, di postergare, di rinviare, di lavorare con Terna trovando qualche scusa, perché questa è una delibera che nasconde esattamente quella che è la realtà dei fatti, e cioè che è sostanzialmente la vostra coda di paglia. Perché impegnarsi come vi siete impegnati, industriati come vi siete industriati, a far vedere e a far percepire a terzi una cosa assolutamente inveritiera, sarebbe da dire strafalsa, ma dico solo inveritiera, come quella secondo la quale nel protocollo del 2009 sarebbe stata ipotizzata la soluzione B, nasconde semplicemente il tentativo di una giustificazione a posteriori di un errore che sta tutto sulle vostre spalle, e non ve lo imputo neanche in termini particolarmente gravi, perché alla fine nel vostro comportamento c'è stata tutto sommato superficialità e mancanza di calibratura della serietà della cosa. Però a partire da quella delibera di giunta del 2012 che vi è stata suggerita da Terna, perché quella lì ve l'ha scritta Terna, quella delibera lì, voi siete andati avanti senza calibrare esattamente la portata della cosa. E quello che dovete capire è che oggi il consigliere Marchese non l'ha detto, ma lo aveva detto in commissione,
tutto quello che ci sta sotto alla fine che cos'è? È che la superficialità che vi ha contraddistinto è stata dettata dal fatto che nessuno ha percepito la gravità della soluzione B, perché la gravità della soluzione B, che era stata regimentata nel 2009, perché era stata scongiurata, perché è quella che sempre Terna ha voluto porre in essere, è stata per così dire sottovalutata. E Marchese in commissione l'ha detto bene, dice ma insomma alla fine se anche passano su per il Nevegal questa benedetta linea elettrica, tutto sommato una più una meno già ce ne sono, che male c'è? Questa è la realtà dei fatti. Quindi a un certo momento non si può neanche darvi addosso più del dovuto, perché tutto sommato non c'è stata mai una consapevolezza della serietà della cosa. D'altro canto, e questo sì bisogna allora accentuarlo in termini diciamo di più seria portata, a questo sì, d'altro canto un'amministrazione che per quanto riguarda il Nevegal è una zona totalmente assente, fuori dal mondo, in cui non c'è alcun tipo di progettualità, in cui si è badato sino ad oggi soltanto a distruggere tutto quello che era stato fatto prima, alla fine che passi un'autostrada elettrica o meno non è una questione di grande momento. Questa è la realtà dei fatti. Allora, la vera colpa alla fine è che purtroppo dietro tutta questa situazione nella quale noi adesso ci impegniamo a dibatterci, a provare o contrastare questa delibera qui, che comunque non servirà assolutamente a nulla, alla fine ci sta cosa? Ci sta purtroppo la totale assenza di un qualche disegno futuro di questa città per il futuro. E la zona più significativamente rilevante di questo nostro bellissimo territorio, che è il Nevegal, è zona sulla quale passa una linea o non passa, alla fine diventa una cosa indifferente. Purtroppo però sappiate che avanti così, se un disegno non nascerà, se una qualche idea non salterà fuori, come purtroppo ho detto, il futuro del Nevegal sarà probabilmente la pastorizia. Grazie. Consigliere Buttion. Io mi scuso se il mio intervento sarà molto poco tecnico ma molto ideale, perché questa è una questione che ho vissuto in modo molto intenso. Io vorrei iniziare con una frase che ho trovato in un libro molto interessante che forse non a caso sto leggendo in questo periodo. Leggo: chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità, crescimento della città e dei cittadini. Questo pensiero è inserito nella Costituzione di Siena del 1309 e devo dire che l'ho fatto mio. Ho letto un libro, sto leggendo un libro di Ermete Realacci che parla di Green Italy, in cui racconta storie di un'alleanza tra imprese e comunità, tra ambiente e nuovi modi di vivere che possono traghettarci verso un paese più desiderabile e nello stesso tempo più competitivo. Due parole, Green Italy e perché no Green Belluno, che sono un programma, un percorso lungo il quale già tante imprese cercano di trovare soluzione alla crisi. Green Economy, che sposa le vocazioni territoriali e tiene insieme tradizione e innovazione. Punta su qualità, sulla ricerca e conoscenza per produrre economie più sostenibili e innovative. Si apre ai mercati globali e a questa apertura non possiamo opporci, ma rinsalda i legami col territorio, facendosi forte della coesione sociale e del capitale umano. È un'idea di futuro per l'economia, per la società e la politica. Green Economy è anche una sfida a costruire una nuova egemonia culturale, che sappia coniugare tradizione, saperi, innovazioni, sostenibilità, regole, senso dello Stato e dell'etica. E proprio di futuro si parla, e in questo caso si parla del nostro futuro. Leggendo non solo le carte del progetto, ma anche le osservazioni che su tale progetto sono state fatte dagli organi competenti, emerge evidente che l'armonia tra economia ed ambiente non c'è, la discrasia tra strumenti ed obiettivi è gigantesca. Terna vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo e quel che è peggio, non solo che questo suo intervento lo giustifica per motivi di ordine pubblico,
ma avviene in un contesto in cui si sbandierano ai 420 i risultati economici conseguiti dal 2005 a oggi, con un incremento del 223%, con dividendi altissimi degli azionisti, con una crescita del titolo sul mercato del 90%. Questa che noi stiamo subendo, a mio avviso, è una mera operazione commerciale. In campagna elettorale, quali sono i costi di tali brillanti performance? Chi le paga? Le paga Terna? No, le pagano tutti i cittadini, in particolare noi. In campagna elettorale abbiamo parlato di ciò che vorremmo lasciare ai nostri figli o nipoti. Io credo che non ci si debba riferire solo alla salvaguardia fisica di un territorio, ma anche all'attribuzione allo stesso di una dignità e una forza che deriva dalla coesione e dalla fiducia in noi stessi, alle nostre capacità e valori. Ma come possiamo pretendere ciò se chiniamo il capo di fronte a alla tale arroganza dimostrata da Terna? È sufficiente leggere la descrizione che fa della nostra zona per comprendere che ci considera una terra di conquista purtroppo facile. E riporto, perché è significativo a mio avviso, quello che dice. La struttura e la dinamica della popolazione, già il titolo inquadramento antropico, struttura e dinamica della popolazione sono al tempo stesso tra cause e effetti dello sviluppo. Le persone residenti sono sempre meno, con età sempre più elevate, con un numero di famiglie crescente, ci si sposa sempre meno, sempre più tardi, i matrimoni sono sempre più stabili, ogni nuova famiglia fa sempre meno figli, poca fecondità e natalità, di conseguenza ci sono sempre meno relazioni, insomma una descrizione. I giovani non hanno adeguate opportunità, non ci sono per loro politiche attive, luoghi di formazione, addestramento, istruzione e chi ne ha più ne metta. La loro capacità di seguire i figli è limitata alla piena occupazione, specialmente femminile, eccetera. Ecco, è questo il nostro interlocutore. Io credo che questa sia una sfida che noi dobbiamo fare a Terna, sia una sfida e un'occasione per creare una cultura che sia diversa dalla mera rendita di profitto, una cultura che abbia al centro il paesaggio e la valorizzazione delle risorse, che assumono un valore che va oltre la mera conservazione per acquisire il ruolo di asse strategici per la nostra capacità. Ci riempiamo la bocca di autonomia, ma l'autonomia io credo che sia il risultato di un percorso che ci deve vedere sempre più consapevoli e uniti per contrapporci a chi del nostro territorio fa scempio, chi della divisione fa uno strumento mortale. Ecco, e questa è un'occasione. Io non credo che ci debba essere una chiusura, non credo che sia possibile che si parla di 380, di 220, io credo che non si possa andare contro la storia, il 380 ormai è segnato, io quello che chiedo è che il 380, se deve passare, debba essere fatto con le migliori tecnologie, con miglior impatto sul territorio. Io volevo specificare una cosa e questo mi sta molto a cuore, perché io faccio parte della maggioranza. Io ho condiviso parte del percorso che ha fatto Jacopo, ho apprezzato l'apertura che ci ha dato a lasciarci votare secondo coscienza, ha permesso un dialogo e un confronto interno amplissimo e è proprio in base a questa coscienza che io esprimerò il mio voto. Io quello che chiedo è che le forze politiche, io parlo al mio sindaco ma parlo a tutti i livelli delle forze politiche, dagli assessori regionali agli assessori ai deputati in Parlamento, ai senatori, che si prendano a cuore questa questione e la portino avanti con fermezza. I vertici di Terna sono cambiati, hanno nomi e cognomi, hanno anche un referente politico. Ecco, io chiedo che questi referenti politici si attivino in modo particolare. Non possiamo andare contro la storia, però che la storia ci aiuti a dare un significato al nostro territorio e che dia un ruolo nella decisione del nostro futuro, questo sì. Io sono andata alla commissione VIA e sono rimasta veramente colpita da un'affermazione di uno dei tecnici che erano presenti. Ha detto: voi siete malati di sindrome del Vajont. Io vorrei dire, forse è vero, ma forse per questa sindrome dobbiamo e abbiamo sì qui il dovere di trovare anche un antidoto, e l'antidoto è la coesione, la forza e la consapevolezza che possiamo valere come interlocutori alla pari di questi grossi o di questi mostri che in realtà, oltretutto, se noi andiamo a valutare il progetto, spendono capitali pubblici per una politica miope e demenziale,
con ricorsi e straricorsi, rivisitazioni di progetti. Ecco, io quindi, se l'alternativa C è un'alternativa che è migliorativa, Sindaco Prade, non è che abbiamo sottovalutato noi l'importanza del progetto, l'addendum non l'abbiamo firmato noi, ma questo che interessa a me è quello di guardare avanti, qual è la prospettiva migliore per noi, ma non solo come battaglia singola, ma come battaglia di tutto un territorio. Grazie. Grazie. Consigliere Giannone. Grazie Presidente, buonasera a tutti. E sulla scia di Simonetta mi introduco anch'io con un intervento che inizia nel ringraziare il Sindaco per il percorso fin qui costruito, a fronte di un indirizzo chiaro che questo Consiglio Comunale, insieme ai comitati cittadini che oggi sono qui rappresentati, e alle indicazioni giunte dai consiglieri nelle varie commissioni, ne abbiamo fatte tante di seconda commissione a cui ho partecipato anch'io come auditore, a posto. Un percorso ben definito e circostanziato con lo scopo di far giungere a una scelta possibilmente condivisa tutti i consiglieri di questo consesso. Un percorso di condivisione e di studio di tutte le possibili soluzioni per sperare in una rivisitazione di quell'accordo, il protocollo d'intesa del 2009, sottoscritto dalla precedente amministrazione, risultato essere devastante per il nostro territorio, si è realizzato con il 380, ma anche con il solo armamento al 380. Un percorso che è stato condiviso ed è riuscito ad aprire agli occhi di molti cittadini ed amministratori, che sono seduti anche qui dentro, su quello che stava accadendo e che fino a 2 anni fa era completamente sconosciuto ai più. Questo lo voglio ricordare. Un percorso nel quale la soluzione migliore appare oggi quella di un'aggiunta, l'addendum appunto, al protocollo iniziale, con la proposta di una nuova fascia di fattibilità, la cosiddetta C, fascia che ha come compito quello di scongiurare ed essere alternativa alle 2 esistenti, ma soprattutto con l'intento di accorciare la A, scongiurando così di fatto la realizzazione della B, la cosiddetta mezza costa. Credo, per assurdo, che se avessimo votato questa proposta, l'addendum, nello stesso giorno della delibera popolare, il voto sarebbe stato quantomeno unanime ed anche i comitati oggi qui presenti non avrebbero mosso nessuna eccezione. La C è la migliore proposta rispettivamente alla A e alla B, soprattutto a fronte delle richieste giunte in questo Consiglio Comunale da parte di tutti i cittadini e tutte le annotazioni che sono state fatte a questo addendum in questi 2 anni, ma ahimè più assimilavamo questo progetto con l'acquisizione di molte diverse informazioni a riguardo di questa delicata e complessa questione, e più ci convincevamo che questo non era il progetto di razionalizzazione delle linee tanto paventato, ma un progetto che voleva mascherarsi per tale. Una maschera indossata per venire incontro ad esigenze legittime, e sottolineo legittime, di uno o più territori, ma che non ha avuto, allora come non lo ha adesso, prospettive e lungimiranza di veduta d'insieme. E permettetemi di aggiungere, la condivisione di intenti dei cittadini avuta solo per il proprio orticello, che oggi mi pare quantomeno univoca, e cioè quella della difesa del nostro territorio, della salute dei suoi abitanti, nella sua interezza. Un progetto che abbraccia la provincia da Perarolo di Cadore fino a giungere a Belluno, ma che sappiamo con l'intento di arrivare alla lontana periferia di Venezia, a Scorzè. Per questo il progetto, un'autostrada di energia che deve valicare Belluno e la sua provincia, che nel 2009 non lo si è capito, oggi noi siamo costretti a mettere una pezza a quella grave mancanza che sarebbe dovuta essere allora compresa e disarticolata in ogni sua parte, come è stato fatto oggi da questa amministrazione, prima di essere accettata con la posizione delle firme in quel protocollo d'intesa del 2009. Allora e solo allora è stata aperta la porta al cosiddetto 380, dando la possibilità terna di passare sulle nostre teste e quelle dei nostri concittadini, ignorando che questo avrebbe portato a quello che oggi tutti, nessuno escluso,
sta cercando di fermare, e cioè un progetto travestito da razionalizzazione, edulcerato da migliorie. Vorrei essere chiaro che il mio voto sarà un voto in linea con questa maggioranza e con quanto fatto fin qui dal sindaco, dalla giunta, un voto che dice no al progetto scellerato del 2009 calato da Terna su questa provincia. Un progetto che non ha tenuto conto delle esigenze del territorio, dei suoi cittadini, se non frammentariamente, sanandone alcune. Sono consapevole della responsabilità assunta e che, vada come vada l'approvazione di questo addendum, la battaglia in difesa del nostro territorio dovrà essere totale e in tutte le sedi istituzionali, con il contributo di tutti, comitati cittadini in primis, cercando quella unitarietà di intenti su cui spesso ci si divide. Terna lo sa bene, dividi ed impera. Scusate. Ecco, questo, come sapete, io non sono bravo a parlare a braccio, ho dovuto scrivere questo discorso, però questo è quanto io penso, e per cui ringrazio nuovamente il sindaco per averci dato questa libertà di voto, che è sinonimo di alta democrazia. Grazie. Grazie. Chi ancora vuole intervenire? Prego, consigliere Ghilardini. In fase di discussione voglio dire una piccola cosa, poi mi riservo di fare insomma la mia dichiarazione di voto successivamente. Dicevo che in fase di discussione faccio solo una piccola appendice e poi mi preservo insomma di fare in dichiarazione di voto il mio discorso. Io spero solo di aver capito male che il consigliere Prade ritenga ottimale la scelta di favorire in sede di protocollo la fascia di fattibilità A, perché io sono convinta che se non sia non sostenibile la fascia di fattibilità B, altresì credo che sia pessima anche la fascia di fattibilità A. E poi aggiungo che se nel protocollo sottoscritto si fosse anche pensato ad un interramento per Belluno, probabilmente oggi non staremo qui a parlarne e avremo altre preoccupazioni. Grazie. Consigliere Cibien. Buonasera a tutti. Solo due brevissime considerazioni. Qui oggi non c'è nessun vincitore, nessun vinto, siamo tutti sconfitti. L'unica cosa certa è che la fascia di fattibilità C chiude la procedura del protocollo 2009, la chiude e da lì si riparte, e si riparte con tutto quello che ci siamo detti probabilmente. Il merito di questa amministrazione è di aver dato visibilità a un problema che fino al 2012 nessuno sapeva esistesse, o pochi intimi. Ognuno di noi è chiamato ed è inchiodato alla propria responsabilità, chi per aver firmato il protocollo, chi per votare a favore oggi, chi per votare contro. Leggo anch'io qualcosa, tutti hanno letto qualcosa, leggo anch'io qualcosa, leggo una deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2008. Dopo i richiamati, visti relazione eccetera, capoverso 5, il rapporto dell'Ufficio di Piano Programmazione Urbanistica del 21/11/2008, che dà conto del parere dei componenti presenti alla riunione di maggioranza del 20/11/2008, dal quale si desume la preferenza per la soluzione che prevede il passaggio delle linee aeree verso il Colle del Nevegal, poi definita soluzione B. Al punto 8, il parere della Commissione Consigliare Seconda è favorevole a maggioranza per la soluzione di fascia A. Non leggo altro. Chiedo solo questo: se non facciamo niente, probabilmente Terna va avanti per la sua strada. Allora, se mettiamo al primo posto la salute, è preferibile la fascia A o la fascia B? Chi va a dire a quelli della fascia A che non ne abbiamo tenuto conto? Dobbiamo pensare a tutti i nostri concittadini o ad alcuni solo? Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere De Moliner, prego. Buon pomeriggio a tutti innanzitutto. A forza di parlare della fascia A, fascia B, fascia C,
ci siamo dimenticati di cosa succede dall'altra parte della valle, no? Perché dall'altra parte della valle, destra Piave, vengono smantellate 2 linee a 132 kV e ne viene realizzata soltanto una, però a doppia terna. Allora, non è che quel paesaggio da quella parte non sia un paesaggio dal punto di vista ambientale diverso da quello che è in sinistra Piave. Scusatemi se parlo della parte dove io abito, no? A parte che Bolzano non c'entra. Però è uguale. Anche in quell'area ci sono delle realtà che possono essere sviluppate turisticamente. Credo che un punto importante sia la chiesa di San Liberale, chiesetta storica. È un'area che ambientalmente è importante come la destra Piave, come la sinistra Piave. Però purtroppo di quella parte ci siamo dimenticati tutti quanti di cosa succederà per di là. Probabilmente è B rispetto all'A dall'altra parte. No. E questo sinceramente mi dispiace perché abbiamo discusso tanto su un argomento dimenticandoci dell'interezza. Come in più interventi vedo che tutti quanti ci dimentichiamo che Giannone l'ha detto, che il progetto parte da Perarolo e arriva fino a Belluno. Infatti nell'incontro che abbiamo avuto con la Commissione Via, che per me è stato molto importante quell'incontro, loro ci hanno detto in modo chiaro che il progetto è questo e che la parte che riguarda Belluno è l'ultimo pezzo del progetto e che per loro è molto difficile bocciare il progetto, perché vorrebbe dire bocciare il progetto nella sua interezza che arriva fino a Perarolo. Quindi l'opzione 0 da tanti auspicata da tanti, quello che hanno detto sul giornale, che è scritto sul giornale, dichiarazioni, purtroppo non esiste, anche se sarebbe un danno, a mio avviso, importante per Ponte nelle Alpi, ma soprattutto per i bambini che vanno a scuola. Dopo un altro aspetto che secondo me della discussione non è che mi abbia condiviso più di tanto, no? Tutti quanti i ragionamenti fatti sulla cabina nuova che si sta realizzando a Polpette. Tutti quanti diciamo che questa provincia ha bisogno di infrastrutture innovative, infrastrutture che siano funzionanti e non strutture come si sono rilevate nell'inverno appena trascorso. Poi io trovo veramente fuori luogo che certe dichiarazioni, quando si parla di un intervento importante, migliorativo, che crea una nuova infrastruttura che è importante per tutta quanta la provincia. Venendo alla delibera, sinceramente devo dire è una delibera purtroppo abbastanza debole, perché ribadisce i concetti già detti in altre occasioni. Io sinceramente, in base a quello che avevamo discusso l'altra sera in commissione, credevo veramente che ci fossero dei documenti allegati con dichiarazioni della protezione civile della provincia dove attestavano che l'aeroporto di Belluno era un'infrastruttura importante per la protezione civile, che è quello che alla fine era emerso dalla discussione fatte con la Commissione della Via, dove ci hanno detto, bene, se avete questi elementi inseriteli, recuperate delle certificazioni, perché noi come Commissione Via non possiamo stravolgere il progetto, però porre delle modifiche, no? All'interno del progetto, tipo ad esempio l'interramento ad Andreane, no? Se ci sono degli elementi possiamo anche tenere in considerazione se ci sono queste dichiarazioni. Purtroppo di questo non c'è traccia, c'è soltanto una dichiarazione del Comune di Belluno che ovviamente elenca le sue problematiche, dice la sua, però l'unica certificazione insomma, c'era quella dell'ENAC, che però diceva che il traliccio posto in quel punto a Andreane non va a pregiudicare l'atterraggio degli aerei. Purtroppo non abbiamo altri elementi e quindi questa delibera
purtroppo è debole su tutto quanto per l'impianto. Concludendo, la Commissione Via ci aveva detto una cosa, che lei comunque conteneva in considerazione soprattutto i documenti sottoscritti da tutti quanti gli attori, quindi significa i comuni e Terna. All'oggi, se l'addendum oggi non passa, c'è a ritenere che l'unico documento condiviso da tutti quanti gli attori è quello per il tracciato A. Tracciato A che io ho votato contro, allora come opposizione avevamo deciso di fare un'unica dichiarazione di voto, che l'ha fatto appunto all'allora consigliere Stasera Berna, no? E poi avevamo votato contro, proprio perché il pericolo era quello. Io non so se quello che dice Prave è veritiero, probabilmente avrà contatti sicuramente migliori dei nostri, però se passerà effettivamente il tracciato B. Io mi auguro sinceramente che in ogni caso, appunto per la questione del territorio, la questione del Nevegal, che reputo importante, no? Che la Commissione Via tenga in considerazione quello che ci ha detto in quell'occasione. Grazie. Grazie. Consigliere Purpura. Grazie, buonasera a tutti. Ma io intervengo dopo una serie appunto di aver sentito alcuni consiglieri perché ho l'impressione che vada puntualizzata in via preliminare una questione che mi sembra dirimente. Noi stiamo discutendo all'interno di un procedimento amministrativo più vasto, che è un procedimento che prevede anche i passaggi nelle commissioni regionali e nella commissione nazionale VIA, cioè le commissioni di valutazione di impatto ambientale, al termine del quale ci sarà un provvedimento finale che peraltro potrà essere impugnato. Qui siamo chiamati a dare un contributo all'interno di questo procedimento. Non dobbiamo quindi confondere quelle che sono le nostre volontà, che io credo siano chiare e palesi di tutto il Consiglio in modo unanime, come espresse nella delibera popolare dell'anno scorso, contro l'inserimento di un elettrodotto con tralicci alti 40 metri o circa per il 380. Discutiamo quasi del nulla se l'argomento fosse questo. Ma ahimè qui il tema è un altro, e lo dico anche davanti a molti esponenti dei comitati. Qui ci troviamo a vedere se c'è la possibilità di contenere, di mitigare un procedimento che è partito probabilmente con il piede sbagliato, perché i protocolli d'intesa è verissimo che non sono contratti, ma servono per avviare un procedimento. Questo tipo di procedimenti o si avviano con i protocolli o si avvia con la legge obiettivo, cioè d'imperio da parte del governo. Questo sistema di solito poi si svolge attraverso due soluzioni alternative. Normalmente quando si devono progettare delle linee vengono poste all'attenzione delle commissioni regionali e nazionali due alternative. È da questo che è nata anche l'alternativa B, chiesta dalla stessa commissione di valutazione d'impatto. Non è stata chiesta, quindi è a verbale questa cosa, non si può dire che questa amministrazione abbia chiesto la fascia B. Ha soltanto chiesto un approfondimento di natura ambientale e quindi sulla salute, come molti consiglieri hanno sottolineato. Non ha certo autorizzato una fascia B. Ecco. Su questo tema si è aperta la possibilità, grazie al lavoro fatto successivamente alla delibera popolare, di un ragionamento su una terza ipotesi che lo contiene un vantaggio. Oltre all'evidente fatto che la linea verrebbe fortemente ridimensionata perché non andrebbe oltre circa Sagrogna, anziché raggiungere Levego, ipotesi A,
per non dire le porte di Limana attraverso il Mezzacosta, ipotesi B, che sono fortemente impattanti, guardate che quello che è di positivo è che questa ipotesi sulla fascia C consentirebbe di chiudere questo procedimento e domani Terna sarebbe costretta a riaprire un nuovo procedimento ponendo gli enti locali in una situazione di massima libertà su come posizionarsi di fronte a un nuovo progetto. Cioè i comuni potrebbero con molta autorevolezza poter dire di no a interventi sulla zona del Nevegallo o sulla zona del Piave, cosa che oggi non possiamo fare perché questi procedimenti sono in fase di chiusura. Cioè se non passa l'addendum C, la possibilità che si decida su A e B è molto alta. Mi pare che anche il consigliere De Moliner, il consigliere dell'opposizione, l'abbia detto chiaramente, e questo secondo me è un fatto di una rilevanza politica non indifferente. Quindi l'opzione 0 prevede l'annullamento di tutto il progetto, da Perarolo fino a Belluno. Non credo che sia realmente possibile. Ecco perché si è lavorato su questo. La questione interramento e tutte le altre questioni tecniche sono questioni che prescindono dal protocollo, che verranno quindi inserite in tutte le attività che fa questo Comune, ne è testimonianza questa delibera, e saranno decise dalla Commissione. L'interramento è una bellissima cosa, ma sta dentro a una modalità operativa, mentre la fascia indica solo la direzione A, B o C. Noi questo possiamo fare perché ci siamo trovati con questa opportunità, che speriamo possa essere colta, perché altrimenti il procedimento chiuderà con le altre soluzioni. È chiaro quindi, e qui concludo, che nessuno vuole portare avanti un progetto così mastodontico. Si tratta solo di cercare una soluzione per chiuderla qui e ridiscuterla nuovamente un domani, mitigando il più possibile i danni. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Bettiol, lei ha 4 minuti. Beh, io francamente capisco che quando ci si trova di fronte a questioni così delicate, così bollenti, così difficili, in cui si è sbagliato molto, ci si arrampica sugli specchi, però abbiate pazienza, c'è un limite a tutto, Scusa Casagrande, cioè, io non ho capito proprio niente di quello che hai detto, la contrarietà, cioè io vorrei parlare in italiano e parlare in modo chiaro. Quello che hai detto tu non esiste, se non valeva quello che c'era nel protocollo del 2009, perché tanto le soluzioni c'erano tutte e due con una sola differenza, che là era quella su cui c'era la condivisione degli enti, ugualmente qua Casagrande. Ugualmente nell'addendum non si esclude niente, e quindi siamo esattamente allo stesso punto di prima, identico, non c'è nessuna garanzia, la Terna non dà nessuna garanzia, ecco, e ha la possibilità, rimanendo più indietro col tracciato, poi di continuare, cosa che non aveva nei precedenti tracciati, per cui io l'ho detto prima, cerchiamo di riportare un po' di onestà al dibattito, per piacere, perché si può sbagliare, tutti quelli che governano possono sbagliare, però bisogna avere il coraggio di tornare indietro e di dire la verità soprattutto. Questa delibera non dice proprio niente, non dà nessuna garanzia ai cittadini di Belluno. E se proprio ritenevate, come continuate a dire, che tutto quello che è stato fatto in passato si poteva evitare, perché tanto quello che succede nei comuni vicini a noi non ci interessa proprio niente, perché il comune capoluogo non deve avere una visione strategica per tutto il territorio provinciale, soprattutto in questo momento, perché evidentemente voi ragionate così, quello che succede al di là del confine cavoli loro e a me non interessa, ma io credo che non si ragioni così, non si ragioni proprio, e mi pareva anche che voi non ragionaste così quando facevate tanti bei discorsi di mettere in rete i comuni, di associare i servizi, di lavorare insieme, di mettere insieme le case di riposo, e poi si dice a me di quello che succede già dal mio confine non me ne importa niente. No, mi dispiace, io non ci sto. Io penso che il comune capoluogo si debba fare carico dei problemi che ci sono sul territorio, soprattutto sui comuni contermini, e tra l'altro dico anche un'altra cosa e chiudo,
che la VIA non ha fatto vero quello che tu dici, perché qui veramente sono state stravolte un sacco di cose. La VIA ha detto che in ogni caso verrà scelta la soluzione più condivisa dal territorio, e non mi pare proprio che la soluzione più condivisa dal territorio sia la fascia B, perché l'unico comune che ha detto chiedo la valutazione di impatto ambientale sulla fascia B è stato il comune di Belluno. E che mi si dica, Purpura, scusami, perché tu conosci il diritto amministrativo, lavori in provincia, ma che tu mi dica che io chiedo la valutazione di impatto ambientale per non farci niente, solo per sapere se per caso faccio un danno alla salute dei cittadini, ma per favore, cioè un'amministrazione che non sia schizofrenica, se chiede la valutazione di impatto ambientale sul tracciato è perché mette in conto che il progetto possa essere fatto su quel tracciato, e infatti il progetto è stato presentato su quel tracciato, cosa che mai prima d'ora la Terna aveva fatto, giusto per avere un po' di onestà e dire le cose come stanno. Grazie. Consigliere Casagrande ha 2 minuti. Sì, grazie, solo per fatto personale, perché il consigliere Bettiol dice cose che non sono vere. Le dico, si lega le carte, il comune di Belluno ha espresso preferenza per la fascia A. Ma come non è vero? Le vuole la carta? Beh, comunque può parlare 2 minuti, infatti non ha chiesto la parola per fatto personale, può fare un secondo intervento di 2 minuti. Vabbè, comunque ha diritto di parlare, come aveva diritto di parlare lei. Ci ho detto, il comune di Belluno aveva espresso all'epoca la preferenza per la fascia A, ma il comune di Belluno è una delle 5 parti, le altre parti non si sono espresse per la preferenza della fascia A. Seconda cosa, consigliere Marchese, non c'è la possibilità di ritirare il progetto. Questa amministrazione e il sindaco hanno lavorato per vedere se c'era quella possibilità. Abbiamo fatto 10 commissioni urbanistiche. Abbiamo interpellato un avvocato, nessuno ci ha detto come fare a ritirare quel progetto. Quindi, per questa amministrazione, quel progetto non si può ritirare. Allora non potete dirci è un problema dell'amministrazione, perché qui non è che fate un torto a noi, lo fate alla comunità se non ci dite come si fa a ritirare il progetto. Perché è facile dire si fa e non si dice come si fa. Perché noi non l'abbiamo trovato, non ci hanno detto come si fa a ritirare il progetto. E non ci hanno detto perché non si può. Questa è la realtà dei fatti. Consigliere Zoleo, io capisco le sue preoccupazioni, ma se leggiamo attentamente l'addendum, non è vero che se noi votiamo l'ipotesi C, Terna un domani può ripartire, perché dice la localizzazione dell'opera all'interno della fascia di fattibilità C potrà subire limitate modifiche, cioè la localizzazione dell'opera, l'appostamento dei tralicci all'interno della fascia C, il che vuol dire che non possono andare nella fascia A, possono muoversi all'interno della fascia C, a seconda delle esigenze tecniche che emergeranno nel momento della redazione del progetto vero e proprio, a seguito dei sopralluoghi e delle valutazioni di altra natura, geologiche, idrogeologiche, eccetera. Grazie. Consigliere Olivotto, prego. Presidente, ma soltanto per così puntualizzare alcuni aspetti dell'attività che ha svolto questa amministrazione e la maggioranza. Ecco, allora prima di tutto non condivido l'accusa, diciamo così, che il comune di Belluno si sia mosso in maniera completamente autonoma e senza interloquire con le altre amministrazioni, tant'è che anche questo famoso addendum comunque è stato condiviso anche con gli altri comuni firmatari dell'originario protocollo d'intesa. Inoltre c'è stata interlocuzione con gli altri comuni, comune di Limana, comune di Trichiano, come è stato anche detto prima, c'è stata interlocuzione con la cittadinanza, per carità, si può sempre fare meglio, però non mi sento di accettare questo tipo di addebito. Ecco. Poi per quanto attiene al contenuto dell'addendum, dove si solleva questo dubbio rispetto alla garanzie che questa firma ci può dare. Uno dei punti all'interno dell'addendum recita così: comuni sottoscrittori e Terna concordano nel ritenere che la fascia di fattibilità denominata C è condivisa dalle parti e rappresenta l'opzione preferenziale, pertanto presupposto e indirizzo all'integrazione dello studio di impatto ambientale e alla progettazione dell'opera. Allora, io non sono avvocato, però le carte le leggo anch'io, insomma, per lavoro. Quindi, opzione preferenziale, penso che questo voglia dire qualcosa, nel senso che
tutte le amministrazioni che sottoscrivono questo atto unitamente a Terna, e questa è la cosa fondamentale, sostengono che questa è appunto la soluzione che è preferita dalle parti. Quindi verosimilmente io mi metto anche nei panni della Commissione Via, anche per me l'incontro presso la Commissione Via è stato molto utile ed illuminante. Penso che su diversi tracciati che rappresentano comunque delle problematiche di valutazione, se una di queste soluzioni è quella preferita dalle parti, verosimilmente questa potrebbe essere la scelta. Ma se così non fosse, qual è l'alternativa? Comunque rimangono le famose fasce A e B, che abbiamo già dal protocollo d'intesa. E rispetto al protocollo io vorrei ribadire questa cosa qui rispetto alla fascia B. La fascia B era già prevista nel protocollo d'intesa, lo diceva anche Sergio Marchese prima, il consigliere Marchese prima, per cui è vero, il comune di Belluno ha fatto questa sciagurata, dico adesso, richiesta perché continua a ritornare fuori questa questione della valutazione di impatto sulla fascia B. Sì, ma la fascia B non è che l'abbiamo definita noi, non è che l'abbiamo scelta noi, era una cosa che c'era già a livello di protocollo, già nel 2009. E questa cosa deve essere chiara, perché è vero, la commissione urbanistica si era espressa preferibilmente per la fascia A, ma Terna non è mica stupida, non presenta mai un progetto con un'alternativa sola, perché se quell'alternativa lì va male, presenta sempre la seconda, e questo lo fa dappertutto, in tutto il paese, giustamente dal suo punto di vista, perché si tiene sempre una possibilità aperta. Dopodiché il consigliere Prade ha detto che non ci voleva dare tanto addosso, mi pare che ci ha dato addosso abbastanza, perché insomma dice che abbiamo la coda di paglia, siamo stati superficiali, che siamo strafalsi, che gli errori sono solo nostri. Insomma mi è sembrato un po' pesante, perché allora a me viene da dire che questa bella infrastruttura è l'elettrodotto di Prade, perché insomma l'ha firmato lui. Allora ecco, cerchiamo, ognuno si assuma le proprie responsabilità e cerchiamo di trovare una soluzione che limiti i danni al territorio. Io non penso che l'addendum sia la panacea di tutti i mali, però recepisce una delle indicazioni della delibera di iniziativa popolare che è stata votata da questo Consiglio. Almeno una di quelle indicazioni è stata, diciamo così, possibile, è possibile. Dopodiché le altre restano ancora sul piatto e chiaramente, come dice anche ampiamente la delibera, sono delle attività che devono essere portate avanti, perché i problemi vanno gestiti, non possono essere messi nel cassetto. E, caro consigliere Prade, fare la melina su una situazione di questo genere la ritengo veramente una scelta assolutamente pericolosissima e non condivisibile per nulla. Grazie. Grazie. Consigliere Marchese, 2 minuti. Sarò molto rapido solo perché tirato in ballo dal consigliere Casagrande. In altre realtà in Italia i progetti sono stati bloccati, addirittura dopo l'inizio della costruzione dei piloni. Non so come mai, però si può. No, Terna stessa, gli stessi progetti con le stesse cose che abbiamo qua, in altre realtà d'Italia, sono stati bloccati addirittura dopo l'inizio della costruzione dei piloni, quindi non è tardi. Grazie. Grazie. La TAR non l'hanno fermata però, ma insomma comunque chi altri interviene? Altri interventi? Altri interventi? Chiuso il dibattito. Che aveva detto anche che aveva detto Lucia. Lei aspetti che controllo quanto tempo ha. Credo che non abbia più nessun secondo. No, 3 minuti. 3 minuti ce li ha. No, ha 3 minuti. Le dichiarazioni di voto sono altra cosa. Prego, 3 minuti. No, io velocemente vorrei fare 2 considerazioni, nel senso che bisogna essere anche nell'onestà intellettuale. In questo momento esiste l'opzione B e l'opzione C, se così si possono chiamare, esistono tutte e tre non sono fini a se stesse, cioè non è che fatta una si chiuda e il progetto muoia, voglio dire. Se sono armate a 380 probabilmente avranno un seguito tutte quante.
Allora, in questo contesto qui, la soluzione migliore è quella, secondo me, di fermarci il prima possibile, di penetrare meno nel nostro territorio, tanto più che l'addendum si pone ancora prima di entrare si pone appena all'ingresso della provincia di Belluno. Le altre due possibilità che sono comunque realiste davanti a una soluzione della Commissione VIA entreranno sicuramente con un 380 nella città. Detto questo, io reputo molto difficile che la Commissione VIA possa sostenere l'opzione 0, perché il progetto nel suo complesso, da Perarolo fino a Ponte nelle Alpi e fino al passaggio del Piave, perché poi noi stiamo parlando di fascia A e B, ma l'attraversamento del Piave era comunque previsto in ogni caso armato a 380 kV dal 2008. Ecco. Quindi voglio dire, detto questo, una Commissione VIA sicuramente avrà in considerazione che tutto il percorso da Perarolo a Ponte e oltre il Piave sicuramente migliora la trasmissione elettrica, ma soprattutto migliora la situazione di tante abitazioni, tanti edifici pubblici posti nel nostro territorio. Sicuramente la Commissione VIA terrà presente il fatto della situazione invernale in cui ci ha coinvolto il nostro territorio, per cui una Commissione VIA davanti anche a dei miglioramenti sia ambientali sia di trasmissione dell'energia difficilmente valuterà un'opzione 0. Ecco perché credo che l'opzione C sia alla fine, purtroppo, il minor danno possibile che possiamo far penetrare nel nostro territorio, considerando che poi si può riaprire la trattativa e che il problema rimane focalizzato sul passaggio Andreane, che è il passaggio critico, perché se noi riuscissimo a ottenere l'interramento Andreane avremmo risolto probabilmente al 90% il problema, perché porterebbe con sé l'esercizio a 220 kV e questo consentirebbe di poter avere un tracciato che non è più che può essere molto più compatibile e sostenibile con l'ambiente. Grazie. Altri interventi? Nessun intervento. Prego Sindaco per la replica, se intende farla. Sì, la faccio. Allora, cerco di rimettere in ordine un po' di pensieri. Prima rispondo ad alcune domande molto veloci, poi dopo vado invece ad alcune considerazioni. Ma c'è un interrogativo che alleggiava oggi fra i consiglieri. Ma questo elettrodotto è la soluzione migliore per il nostro territorio? Io rispondo in estrema franchezza, assolutamente no. Non è la soluzione migliore per il nostro territorio, è stato concepito sicuramente in modo sbagliato, con tecnologie sbagliate, con infrastrutture sbagliate, escludendo espressamente l'interramento, altro errore, ma è questo il motivo per il quale ci troviamo qua oggi, a distanza di 5 anni da quando si è avviata questa procedura, e quindi oggi siamo qua proprio perché assolutamente non è la soluzione migliore per questo territorio. E ci sono quindi diversità di vedute su come operare a causa di questa situazione qua. Il 380 kV non era previsto nel protocollo d'intesa, mi dispiace, era previsto, c'era scritto, tant'è che è stato messo a verbale, lo ha citato prima, mi pare, il consigliere Casagrande, lo ha citato prima nella dichiarazione di voto di Francesco Rasera-Berna, che preannunciava il voto contrario suo, insieme ovviamente a quello mio e di altri consiglieri. Tant'è che la dichiarazione di voto verte proprio sul fatto del voi spalancate i 380.000 volt alla terna, e questo è un calare un po' le braghe. Non abbiamo partecipato, qualcuno diceva, per non essere complici alle delibere prima. Beh, qua io, permettetemi un passaggio, ma credo che sia utile dire anche questo, che anche io non ho partecipato per non essere complice, ma nella occasione in cui era necessario farlo, ed era l'anno 2009 quando si è approvato il protocollo d'intesa. Lì io non c'ero, nel senso che ero in aula e ho votato contrario. Quella era l'assenza necessaria. Tutto quello che era dopo, come ben sappiamo e come dicevo prima, c'è stato adesso per riduzione del danno, ahimè. Alcuni elettrodotti sono stati bloccati, si possono bloccare le cose. È vero, Marchese, certo che si possono bloccare, è evidente questo, ma non è che si escluda
Chi ha mai parlato di esclusione di possibili azioni che vengono intraprese per fermare delle cose che non ci piacciono? Ma oggi la domanda è: che cosa impugniamo noi che non c'è l'autorizzazione? Perché un ricorso lo si fa su un'autorizzazione, su un atto amministrativo che deve esserci, e allora lì si impugnano. Infatti si dice, lo hanno fatto anche con i piloni già avviati, e per forza, perché c'era un'autorizzazione e si impugna l'autorizzazione davanti al TAR. Oggi che cosa impugniamo noi? Abbiamo il deposito di un progetto. Con la fascia C, che cosa succede dopo che ci siamo fermati dal Piave? Si dice, mi chiede il patto. Non lo so, io ho delle idee e non sono delle idee positive, io non lo so che cosa succederà, ma la domanda è analoga alla fascia A, perché io chiedo, e se invece non facciamo la fascia C ma viene fatta la fascia A, come era stato deciso nel protocollo votato da alcuni consiglieri, e si fosse arrivati all'Evego, la domanda è: e dopo l'Evego cosa succedeva? Perché là non c'è soltanto l'Evego, perché dopo c'è Visome, c'è il Col Cavalier, ci sono altri abitati, eccetera. Questo per dire, era una serie di risposte un po' in ordine sparso, per dire che non c'è tanta facilità nell'affrontare il tema dell'elettrodotto se non ne abbiamo una visione globale che parte da un lato da un'esigenza vera che ha sicuramente la collettività, e dall'altra però questa esigenza che è stata travasata con una serie di errori all'interno di un protocollo d'intesa che oggi ci obbliga a fare questo tipo di discussione. Questa è la vera questione politica e il vero problema che oggi ha il Comune di Belluno, dove però in una fase in cui la opinione politica e l'opzione politica e la presa di posizione è utile nella misura in cui può incidere, e la misura è molto bassa perché la procedura di via, la procedura di autorizzazione è una procedura amministrativa e non politica, e quella è in conclusione. E quindi la posizione politica nostra deve essere accompagnata da atti amministrativi che intanto vadano a interferire nella procedura, che dobbiamo riuscire a portare a far coincidere con le posizioni politiche che abbiamo espresso. Vengo ad alcune considerazioni. La prima, io vorrei dire questo, non l'ho fatto sulla stampa perché mi sembrava sbagliato, ma credo che di doverlo fare qua. Io non accetto lezioni di responsabilità dal sindaco di Soverzene, che dice ai consiglieri comunali di Belluno: siate responsabili perché da voi discende una serie di cose. Allora, non si deve fare polemica sui giornali e quindi è bene che ne parliamo qua. Il sindaco di Soverzene caldeggia una soluzione che è utile ai cittadini di Soverzene, che non sono nostri nemici ma sono cittadini come noi, e quindi noi speriamo nel bene loro evidentemente, ma non si può pretendere che la soluzione ai problemi di Soverzene costringano anche all'accettazione passiva e supina di una serie di problematiche sul territorio del Comune di Belluno, anche perché il senso di responsabilità di questa amministrazione, e sto parlando dell'intero Consiglio Comunale, è stato che fin dal primo momento non è stato fatto saltare tutto, perché ce lo siamo detto più e più volte qua, perché ci sono di mezzo 500 famiglie a Ponte nelle Alpi e anche a Soverzene. Allora il senso di responsabilità di questo Comune è anche quello di cercare di trovare le soluzioni per eliminare una serie di problematiche senza mettere nelle peste quelli degli altri comuni. Diciamocelo, perché questa è la verità. Allora non accetto lezioni dal sindaco di Soverzene di responsabilità nei confronti dei consiglieri comunali e del sottoscritto naturalmente, non mi estraneo. Detto questo però, ci sono alcune questioni che credo si debba ricordare. Posto che il protocollo d'intesa che noi oggi abbiamo prevede il 380, prevede 2 fasce di fattibilità, delle quali una poi dopo si dice il Comune di Belluno e solo lui opta per non fare questa, e terzo prevede la linea aerea e non la linea interrata espressamente, purtroppo, altro problema ovviamente a cui dobbiamo riferirci. Scusate se faccio un inciso, volevo dire che abbandonando questa polemica perché ci porterebbe fuori strada, ricordiamoci che la fascia B, il tracciato B, non la fascia, il tracciato è stato presentato il giorno 30 maggio 2012 alla sala Muccin del Centro Giovanni XXIII, presente il sottoscritto e qualcuno anche dei presenti, dei consiglieri. Questo per dire quanto la fascia B era lontana, il tracciato B era lontano dall'essere realizzato. Questo lo vorrei ricordare, come volevo ricordare, ha fatto bene il consigliere Cibien, che agli atti c'è la scelta della maggioranza Prade del 20 novembre 2008 in cui si sceglie la preferenza per il passaggio in Neve Gall.
poi dopo ribaltato dalla Commissione urbanistica, per fortuna o per forza. Allora, fatto queste considerazioni di tipo generale, c'è una questione però che dobbiamo affrontare. La prima, l'addendum C è il frutto dell'indirizzo dato dal Consiglio Comunale in modo unanime, che ha detto cerca di perseguire i seguenti obiettivi. Gli obiettivi in una fase di procedura come quella della VIA, dove solo il proponente può ritirare il progetto, cioè non lo può ritirare né il Comune, né la Commissione VIA stessa, né il Presidente della Repubblica, ma lo può ritirare solo Terna, che è in conclusione, si può vedere approvato adesso uno dei suoi progetti. In questa fase qui la concertazione, ovviamente, scusate, la modifica di qualunque cosa, ahimè, passa attraverso la concertazione, perché siccome solo lui adesso può ritirare il progetto, noi possiamo poi impugnare dopo, il giorno in cui ha fatto l'autorizzazione, ma noi oggi lo può ritirare solo lui. A causa di questo è evidente che qualunque modifica a un accordo che abbiamo siglato in 5 li possiamo apportare a quel contratto se siamo in 5 d'accordo. E per essere in 5 d'accordo bisogna mettere nero su bianco quello su cui tutti e 5 siamo d'accordo, e non può entrarci, ahimè, quello su cui soltanto uno o soltanto 2 sono d'accordo. E questo è il risultato di quel percorso che ha tracciato il Consiglio Comunale. E il Consiglio Comunale oggi lo valuta e dice: mi piace o non mi piace? Siamo arrivati a questo, si poteva fare di più, si poteva fare di meno. E non è questo il problema. Oggi già la Commissione VIA si pronuncia su 3 opzioni, cioè o non fare niente, o fare il tracciato A o fare il tracciato B. Se aggiungiamo l'addendum si pronuncia su 4, cioè non fare niente, tracciato A, tracciato B, tracciato C. Non è una questione di Stato il fatto che debba passare a tutti i costi o non debba passare per forza l'addendum C. È un'opzione in più che abbiamo ipotizzato allora con una serie di condizioni, l'abbiamo messa là e adesso verifichiamo se ci piace o non ci piace. E siamo qua per questo. Allora, questo per inquadrare come stanno le cose e bisogna riportarle a questo. Però c'è una questione, e questo mi sta molto a cuore. C'è un gioco a cui non intendo prestarmi, ed è il gioco di scaricare su questa amministrazione il fatto dei problemi che oggi c'ha Belluno in termini di elettrodotto, perché questa è l'unica cosa di cui veramente non si può parlare. Io vorrei ricordare che il sindaco di questa amministrazione non ha firmato alcun protocollo con Terna, mentre qualcun altro lo ha firmato, e vorrei anche ricordare che questo Consiglio Comunale di questa legislatura non ha approvato alcun atto autorizzativo rispetto ai tracciati, cosa che la precedente amministrazione invece ha fatto. Ma questo non per scaricare, ma per riportare la questione nei corretti binari, per cui oggi siamo qui per quel senso di responsabilità che dicevamo prima, per cercare di porre rimedio a una serie di situazioni che ci siamo trovati e che, permettetemi di dire, non piacciono a nessuno, tant'è che tutti abbiamo un atteggiamento critico, perché se tutti, allora devo accelerare molto, perché se tutti fossimo d'accordo su questa, che la soluzione è giusta, evidentemente non staremmo qui oggi a parlare. Dunque questo mi permetto di dire che non lo accetto, come non accetto la critica di superficialità dell'amministrazione, perché dovremmo allora immaginare quanta superficialità c'è stata nel 2009 nel firmare quel protocollo d'intesa, no? E vorrei ricordare che da quando si è seduta questa amministrazione il caso dell'elettrodotto è in discussione all'interno della città e fino al giorno prima nessuno ne sapeva assolutamente niente, comprese associazioni che oggi sono in campo, e mi fa piacere con una posizione o con l'altra, è bene questo, che non si sono mai viste, ma non per colpa loro, perché il tema non era sul piatto. Ecco. Secondo, coerenza, mi dispiace, la critica alla coerenza non l'accetto, perché io non ho votato quel protocollo d'intesa, nel senso che l'ho votato contrario, e oggi sto cercando di limitare quel protocollo d'intesa e mi pare di essere più che coerente. Ultima questione, chiudo Presidente, sulla questione della concertazione con i comuni. È mancata la concertazione, c'è stata poca concertazione. La concertazione ci può essere fra comuni che hanno interessi simili o uguali. Ricordiamoci che in questo caso avevamo 2 comuni che questa razionalizzazione dell'elettrodotto la vogliono, perché per loro porta migliorie, e uno che cerca di non averla, che è il comune di Belluno. E devo dire anche che se la concertazione che vogliamo fare
è quella che è stata fatta nel 2009 e che ci ha portato a portarci in casa il 380.000 volte, vi dico facciamo anche a meno della concertazione. Detto questo, chiudo Presidente, è una decisione del Consiglio Comunale, io ho portato il frutto di quello che è stato possibile portare fino adesso, il Consiglio Comunale lo sa, è stato informato perennemente, è una delibera che deve essere intesa per quello che è, e c'è una delibera che va vista nell'ottica della limitazione del danno, evidentemente, lo abbiamo detto in apertura. Dico anche però contestualmente che qualunque sia il nostro tipo di impostazione, oggi per quanto riguarda atti amministrativi che vanno in procedura, nessuno in 24 mesi su 32 consiglieri, né dagli uffici, né dall'esterno, né da nessuna parte, è riuscito a produrre un atto che potesse incidere dal punto di vista del con questo il progetto viene ritirato. Se ce l'avessimo avuto evidentemente non saremmo qui oggi, lo dico credo anche a nome di tutti. Grazie. Grazie. Sono aperte le dichiarazioni di voto. Prego. Consigliere Prade, Faccio prego. subito io perché allora cominciamo intanto col dire che il voto, se c'era qualche dubbio, sarà assolutamente contrario, perché allora che sia ben chiara una cosa, perché forse ancora non ci siamo chiariti. Per la nostra parte politica, ma in senso oggettivo parlando, il protocollo del 2009 è un signor protocollo, frutto di una sintesi fatta con molta fatica con Terna, perché Terna non voleva il tracciato B. Tutta la storia della concertazione è aria fritta. Perché aria fritta? Perché la concertazione di Trichiana e di Limana cosa c'entrava in un tracciato che non coinvolgeva Limana e Trichiana? Se il tracciato era il tracciato A e non il B, Trichiana e Limana non c'entravano un fico secco. Questo è il dato esatto. Allora qui si può alzare la voce finché si vuole. Allora qui, se non c'è stata superficialità, c'è stata incapacità assoluta, a partire dall'incontro del centro diocesano del 30 di maggio, a finire quella delibera dell'agosto da parte della Giunta. Tutte situazioni alimentate, provocate e determinate da Terna, in cui allora, se non c'è stata superficialità, c'è stata grave mancanza di cultura amministrativa, nel partire da quel protocollo eventualmente, a sanare il quale semmai c'era solo un piccolo problema, l'interramento di Andreane, che era alla portata di una soluzione fattibile anche questa. Allora, vogliamo far finta di aver ragione alzando la voce? Allora la alzo anch'io, perché tutto il resto, tutte le chiacchiere che ci sono, in una soglia temporale in cui non c'è più niente da fare, perché questa è la realtà dei fatti. La soluzione è la soluzione B, e a fronte della quale, con questa determinazione qui, nella quale il tracciato C non serve altro che spalancare le porte al tracciato B, perché questa è la realtà dei fatti, ma voi siete riusciti addirittura con una contorsione dialettica che è da antologia, di dire che comunque ribadisce la contrarietà al tracciato B, dove l'unica contrarietà sarebbe stata quella di subordinarla, e cioè a dire tracciato A soltanto, tracciato C soltanto se viene stralciato il tracciato B. Il problema è che non siete riusciti a ottenerlo dal punto di vista politico. Quindi Terna, siccome non vi ha consentito di introdurre questo, avete messo questa soluzione qui, che è una soluzione tampone, come che è l'altra, che è davvero simpatica, quella per la quale pretendereste di introdurre un parere vincolante obbligatorio da parte del Comune di Belluno al punto sub 7, in cui non si sembra che Terna non possa fare nulla in Comune di Belluno se il Comune di Belluno non dice di sì. Allora io, per l'amor di Dio, voi sarete bravissimi nel, come dire, mediare tutte le diverse posizioni e fare un provvedimento di questo tipo qui, ma se pensate che questo provvedimento qui sia legittimo dal punto di vista della tenuta, soltanto tenendo conto di questo aspetto qui, vi sbagliate di grosso. Allora, se almeno si avesse l'umiltà di dire che con questa opera qui si contribuisce ancora una volta a dare un colpo al Nevegal dopo tutto quello che è stato fatto,
allora si dica almeno che questa è la soluzione sulla quale io mi limiterei a dire che c'è stata superficialità e non incapacità, ma dopo di quello di alzare ancora la voce per rivendicare dei meriti oggi, di aver recuperato una situazione di gravissima illegittimità con il protocollo del 2009, io vi invito veramente alla fine dei vostri 5 anni a mettere sul piatto quello che sarete riusciti a fare sul piano, perché fin adesso neanche una delibera che abbia un minimo di credibilità siete in grado di fare, capito? Perché questa qui, guardate, un parere vincolante da parte del Comune di Belluno, quando il Comune di Belluno è stato succube di Terna sino ad oggi, subito tutto, perché l'unica cosa che doveva fare era quella di dire si passa per C, sapendo che B non se ne parla più, e questa sarebbe stata da votare, e questa sarebbe stata l'unica opzione possibile. Quindi a me pare che veramente, anziché alzare la voce e rivendicare i meriti che non ci sono, forse sarebbe il caso, come dire, di metter conto che probabilmente anche il povero sindaco di Soverzene forse qualche titolo di interlocuzione dialettica ce la può avere nel momento in cui dice ma insomma alla fine anche il Comune di Belluno può sottostare a delle regole di compatibilità che possono andare bene anche per il piccolo Comune di Soverzene. Grazie. Altri? Consigliere Ranari, prego. Che dire? A parte il lungo dibattito che speriamo che adesso siamo arrivati alla fase di voto e quindi quello che c'è da dire è che questa delibera non va comunque a cancellare A e B e questo l'abbiamo capito. Quello che fa un po' diciamo ragionare sull'intenzione di voto che poi esprimerò è che di tutta questa vicenda, giustamente come è appena stato detto dal consigliere Prade, Terna l'ha fatta sempre da padrone in questo territorio. Quello che a noi ci pesa oggi dire, e che l'ho già detto anche in commissione, anche in altre occasioni, quando nasce un comitato, mio parere, è un fallimento della politica. Perché le risposte che deve dare oggi la politica devono essere più dirette e più concise. Parlando anche con tante persone su dove far passare questo benedetto tracciato, perché ha ragione il sindaco quando ha fatto la sua introduzione rispondendo che c'è necessità di ammodernare le linee. Su questo a noi ci accusano sempre di essere quelli del no. Diciamo anche noi sì, le linee vanno ammodernate. Però il fatto di dire come mai Terna, e lo ribadirò sempre, in certi territori usa certe tecnologie e qui da noi non si riesce a imporgli politicamente questo modo di costruire questi nuovi elettrodotti. È stato detto di poter andare giù per l'autostrada, ok, ma addirittura si potrebbe pensare di andare giù per l'attuale tratto ferroviario che va giù verso Vittorio e Conegliano, che è in doppia terna. E magari poi, adesso io non sono tecnico, ma magari facendo passare lì l'elettrodotto si può anche elettrificare quel tratto di ferrovia. Cioè, sono tante le cose che si possono fare. Il sindaco diceva anche, e ha pienamente ragione quando dice che comunque quello che oggi noi facciamo è un puro atto politico, mentre quello della via è un atto amministrativo. Infatti noi diciamo che visto che oggi è un atto politico, siamo qui per dire politicamente e ribadire che la validità del protocollo precedentemente, quello del 2009, non ha assolutamente valore per noi, come 5 Stelle. Per noi bisogna azzerare tutto. Siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo prendere una decisione. A questo punto il nostro voto sarà contrario e ribadiamo il fatto che a questo punto Terna ha fretta, perché si è iniziato a abbassare un po' i toni, come diceva prima giustamente il PD. Il motivo è, e diciamolo, che è dal 2001 che si parla di quest'opera. In Germania costruiscono in 3 anni gli elettrodotti, siamo al 2014, il paese va male anche per questo.
quante ore, quanti consigli comunali, quanti gettoni, quanti soldi pubblici abbiamo speso fino adesso, dal 2001. E cosa pensano i cittadini di questo? No, vabbè, adesso non sto qua a fare il moralista, però questo è il problema, che è un'opera che dal 2001 che se ne parla. Vabbè, inutile che fai il sorrisino. Questa è la realtà. Allora, se questa opera è importante, a sto punto blocchiamo tutto, perderanno il finanziamento perché Terna ha paura, questa è la realtà. Hanno fatto i duri fino all'altro giorno, adesso abbassano i toni perché sanno che a un certo punto questi soldi messi a bilancio a Roma gli verranno tolti, non sei in grado di fare quest'opera, bene, verranno messi a bilancio per finanziare altre opere. Questo è il discorso. Allora, vogliamo costruire quest'opera, fermiamo tutto, torniamo tutti a ridiscutere e progettiamola con un po' di criterio. Quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. Altri? Prego, Serafini. Ormai penso avrete capito come voto, anche se non faccio la dichiarazione. Guarda, il protocollo per me, inteso come era, non era proprio così male che poi qualcuno lo ha intravisto. Ero propenso una volta a dire sì, Madonna, hanno cambiato il tracciato, non il B, che io l'ho sempre odiato proprio e lo possono confermare, mai avuto. Il tracciato A è confermato dagli accordo che proseguiva onde era il tracciato esistente. Qui c'è il documento della fascia cosa C, fattibilità di tracciato C. Dov'è il tracciato? Vi ricordate in commissione quante 6.000 volte ho detto me lo fate vedere il tracciato? E per cui vi ho sempre il sospetto che vanno a agganciarsi alla B, che io sono sempre stato stradilati contrario. Avrei accettato anche, attraversiamo il fiave, entonces si vai passano sto fiave, ma non in aereo, perché armato a 3,80 come non si aveva parlato quella volta pregiudica l'aeroporto. Se era interrato e ritirato c'era qualche prospettiva, poi c'era da rinegoziare escludendo il tracciato B. Qui c'è il documento Terna, razionalizzazione, un impianto ex novo è razionalizzazione, non ho studiato ma penso che non è razionalizzazione, e qui c'è scritto così, c'è scritto carta con la fascia di fattibilità del tracciato C. Dov'è il tracciato? C'è quella maledetta fascia B che ha cambiato il colore della B. O sono io daltonico, rincoglionito, che questo è oppurato. Io, guarda, sì, penso che anche loro di fronte a una questa cosa, finché non vedevo una cosa di interrato Andreana aeroporto, perché guarda, io quell'aeroporto con quei cavi che passa la via, mi appello a quello che ha detto l'ex sindaco, di fare una telefonata a Troisa su io non sono in grado di farlo, ma si fa per fare una battuta. Io a questo punto voterò contrario per il semplice cosa ho fatto qui. Sullo stesso foglio parlano di fascia e di tracciato. Io vedo solo una fascia che ha cambiato colore. Stop. Grazie. Altri? Consigliere Olivotto. Sì, grazie Presidente. Consigliere Pradi, mi tocca risponderle però prima. C'era un bel, tra virgolette, cartello ad Andreane, che è stato esposto dopo la firma del protocollo d'intesa.
del 2009. Qui sorgerà un traliccio da 380.000 volt, il comune di Belluno è schiavo di Terna. Per cui il suo commento di prima, che il comune di Belluno è succube di Terna, probabilmente lo deve rivolgere prima di tutto alla sua amministrazione. Detto questo, dico che il voto del nostro gruppo sarà favorevole. Prima di tutto perché, come dicevo prima, questo Addendum C recepisce un indirizzo del Consiglio Comunale, della delibera appunto popolare voltata all'unanimità da questo Consiglio e, ripeto, è uno dei punti che sono stati, diciamo così, conseguiti. La problematica è stata, diciamo, ereditata ed è una problematica che va gestita. Dal nostro punto di vista non gestirla, lasciare andare le cose così, significa forse lavarsene un po' le mani e non assumersi delle responsabilità. Detto questo, qualsiasi voto comunque che viene dato oggi è comunque un'assunzione di responsabilità, sia votare a favore che anche un voto contrario, perché la Commissione VIA ce l'ha detto molto chiaramente che valuta le opzioni che ha sul piatto, per cui unitamente alla opzione 0 ipotetica i tracciati A, B e forse un domani anche C, se c'è questa possibilità. I problemi che rimangono sul tavolo sono tanti e sono dei problemi che devono essere gestiti ancora nel prosieguo. Il problema appunto del 380 che comunque permane, qualsiasi sia il tracciato poi dopo ipotetico, ma la questione di Andreane, la questione dell'aeroporto. E quindi, diciamo, sono problemi che vanno gestiti in futuro. Scegliere oggi l'opzione C significa appunto limitare dei danni, significa chiudere la procedura e rimettersi poi al tavolo un domani. Non abbiamo oggi la sfera di cristallo, non sappiamo che cosa succederà, ma appunto questa scelta va in questa direzione di risolvere parzialmente il problema per il nostro territorio. Per quanto riguarda la questione della fretta, non è una fretta di Terna, è soltanto anche la VIA che ci ha detto espressamente che nel giro di un mese deve chiudere sostanzialmente il suo procedimento e pertanto se esiste questa opzione potrà essere valutata, diversamente no. E permane comunque dal nostro punto di vista la continua gestione delle problematiche che rimangono aperte. Grazie. Grazie. Consigliera Buttignon. Io intervengo perché il mio voto e anche il voto del consigliere Giannone saranno difformi dal voto della maggioranza. Ho condiviso il percorso, però io auspico che questo percorso faccia un salto ulteriore, che il territorio prenda consapevolezza e si presenti come interlocutore. Non ultimo, anche se ci sono pareri difformi, tenuto conto che io confido molto sull'intervento della magistratura amministrativa, non tanto sulla VIA, anche se leggendo le osservazioni erano ferocissime sul progetto. Io non voglio indebolire la posizione di fronte a una magistratura amministrativa che si dimostra sempre più sensibile ai problemi del territorio, votando una cosa e poi andandone a pugnare la procedura. C'è chi dice che è possibile. A me risulta di no, però su quello non mi pronuncio perché non faccio diritto amministrativo e quindi ritengo che si debba votare al massimo. Io non voglio passare e vedere i tralicci e pensare di non avere fatto il possibile. Per me il possibile è una rinegoziazione totale e una battaglia proprio a difesa di tutta la dignità del territorio. Quindi il voto mio e quello del consigliere Giannone sarà un voto contrario. Grazie. Altri? Consigliera Bettiol. Allora, il voto del Partito Democratico sarà un voto contrario, perché noi riteniamo che sicuramente si sia tentato di limitare i danni, ma insomma condivido le parole che ha detto la Buttignon adesso. Non è mai abbastanza quello che si fa per tutelare un territorio da eventi come questo, da accadimenti come questo.
non è demagogia e mi sento di dirlo, che abbiamo già dato, questa provincia ha già dato tanto, ha avuto una catastrofe che si chiama Vajont, che ha avuto quasi 2000 morti, è terra di conquista quotidiana, perché mi piacerebbe sapere anche cosa pensiamo del fatto che ci stanno venendo a prendere anche la terra per fare i vigneti, oltre all'acqua, oltre a tutto il resto, perché cioè, oggettivamente la mia preoccupazione, continuo a dirlo, è che fra poco mi troverò una colonia di Treviso e francamente vi devo dire che non è la soluzione che auspico per niente. C'è un altro punto che non ci convince, perché è vero che la concertazione è difficile, però è anche vero che non si può concertare, come è stato detto dal sindaco, solo con i comuni che hanno interessi omogenei, che hanno interessi simili, perché la difficoltà è proprio e sta proprio nel risolvere conflitti fra comuni che hanno interessi disomogenei, perché se no, cioè di fatto se gli interessi sono gli stessi non serve neanche la concertazione. Io l'ho vissuto in provincia con enormi difficoltà, si fa fatica e tanto più si fa fatica quanto più, ripeto, gli interessi di comuni confliggono fra di loro, ma a questo però un ente di secondo grado in quel caso e un ente capoluogo come in questo caso, a questo non può abdicare, perché è la sua vocazione, proprio per definizione. Quindi certamente non pensiamo che il Comune di Belluno debba accettare lezioni da nessuno, io peraltro non ho visto questo passaggio, non l'avevo letto, però dobbiamo tenere conto del fatto, ripeto, che abbiamo una responsabilità che va oltre. Poi io capisco che, ed è vero, questa amministrazione non ha firmato protocolli, sono stati firmati da altri, però è anche vero che un protocollo si può prendere in mano e si può dire: per la parte che mi riguarda io cerco di migliorarlo perché quel protocollo così com'è non mi va bene, e cerco l'accordo anche con i comuni che l'hanno sottoscritto, oltre che con la Terna, perché a quei comuni là, dove passiamo noi più di tanto, non è che gli importa o che gli cambia la vita, è una cosa che riguardava noi. Quindi io sono d'accordo con chi dice bisognava avere, essendo trascorsi 3 anni, se si riteneva che non andasse bene, riprenderlo in mano e buttare all'aria tutto. Soprattutto poteva farlo chi dice di non aver avuto alcuna responsabilità nella sottoscrizione di quell'accordo, perché forse più difficoltoso sarebbe stato per chi l'aveva condiviso, ma chi dice non l'ho condiviso, non vedo quali problemi avrebbe avuto a riprenderlo in mano e a dire ne facciamo qualcosa di diverso. Proprio anche per il fatto che in 3 anni si affinano le tecnologie, cambiano le situazioni, si discute di più, si approfondiscono le questioni. Quindi noi avevamo chiesto alcune cose come l'interramento di parte della linea che non è stato possibile portare a casa, ma soprattutto abbiamo chiesto più volte in commissione con Roberto e la Irma di avere maggiori garanzie da parte della Terna, perché ad oggi quel protocollo non gli dà un'alternativa in più, ma non elimina le altre, neanche la B, e peggio ancora non mette loro nella condizione di doversi prendere degli impegni con il territorio, impegni che decisamente la Terna non ha mai preso. Poi è vero che nell'incontro del maggio 2012 la Terna ha presentato l'ipotesi B, però è anche vero che quello era un incontro organizzato dalla Terna, non dal Comune di Belluno. E quello che noi abbiamo più volte chiesto, e devo dire non solo noi, ma anche qualcuno della maggioranza, era che si facesse questo confronto con la popolazione, perché su questioni così delicate come queste non si può assolutamente prescindere da un'informazione. Avevamo accusato la precedente amministrazione di non averlo fatto, era giusto che lo facessimo noi, non aspettando che l'iniziativa la prendessero i comitati, ma coinvolgendoli e coinvolgendo la popolazione. Per i motivi che ho detto il nostro voto sarà contrario. Grazie. Consigliere Casagrande. L'ipotesi C è migliorativa rispetto a quello che veniva prospettato nel protocollo d'intesa. Non è vero, Bettiol, che non è stato migliorato quel protocollo. Quel protocollo è stato migliorato e oggi c'è la possibilità di votare l'ipotesi C. Io nel corso del mio primo intervento avevo chiesto che qualcuno mi spiegasse, mi dicesse
quali sono le problematiche che aggiungerebbe l'ipotesi C rispetto a quelle che già ci sono sul tavolo. Nessuno mi ha risposto, perché non ci sono problematiche ulteriori rispetto a quelle che vengono prospettate dall'ipotesi A o dall'ipotesi B. Quindi l'alternativa C non aggiunge affatto delle problematiche, anzi le toglie, perché accorcia il tracciato, impedisce a Terna l'invasione totale del nostro territorio. Questo la gente lo ha percepito, lo sa che l'ipotesi C può scongiurare l'ipotesi B, così come l'ipotesi A. E chi oggi voterà no a questo addendum si renderà responsabile se un domani passerà la fascia B o la fascia A? Si renderà responsabile? Per favore, e invece, nessuno di voi è stato interrotto. E invece si renderà responsabile perché le persone vi chiederanno conto come mai potevate votare l'ipotesi C che si fermava appena dopo l'attraversamento del Piave e non avendola votata avete consentito alla Commissione Via regionale e nazionale di valutare le altre ipotesi che ha sul tavolo. Questa è la verità dei fatti, anche se vi inalberate tanto. Questa è la verità. Solo l'ipotesi C scongiura oggi l'ipotesi del passaggio B o dell'ipotesi del passaggio A. Oggi. Io non so fra 10 anni che cosa succederà. Io non so se Terna proseguirà, è probabile che prosegua, ma oggi si chiude la procedura e fra 10 anni, se Terna vorrà ripartire, dovrà di nuovo concertare con questo comune come attraversare poi dal punto C verso i comuni di Limana, Trichiana e via dicendo. E lo farà un domani con chi si troverà a amministrare dopo di noi. La cosa è la problematica. Certo che se oggi noi non votiamo l'ipotesi C e dovesse passare l'ipotesi B, beh, fra 10 anni ci sarà poco da dire perché l'elettrodotto lì ci sarà e non ci sarà più nulla da dire o da chiedere. Invece se noi fermiamo l'elettrodotto al punto C o al punto appena dopo l'attraversamento del Piave, un domani chi amministrerà potrà chiedere a Terna: se vuoi proseguire adesso dai quello che io voglio, mi dai quello che io pretendo. Non oggi, non in questo momento. E comunque ripeto, chi oggi non vota l'ipotesi C si renderà responsabile di tutte le altre scelte operate dalle commissioni competenti, perché rimangono in campo le altre opzioni. Rimangono in campo anche se non votiamo l'ipotesi C. Questo è il problema. Quindi il voto favorevole, sì, quindi pronuncio il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie. Consigliere Zoleo. Grazie, credo sia stato detto tutto il contrario di tutto stasera e forse questo non ci fa molto onore. Comunque mi ha fatto piacere che il sindaco abbia riconosciuto che comunque questa non è la soluzione migliore per il nostro territorio. Questo è un riconoscimento importante che fa onore al sindaco, cioè alla sua onestà intellettuale perlomeno. Detto questo, però, allora io torno sull'intervento di prima, quando ho detto, punto 1, perché non prendiamo tempo, punto 2, perché nell'addendum, nella proposta della fascia C, non abbiamo chiesto con forza quello che è stato scritto nella delibera in maniera chiara, evidente, insomma. Questo è un punto fondamentale secondo me, per cui per la lista civica con Belluno io non partecipo al voto. Grazie. Consigliera Ghirardini, prego. Eccoci qua, io vengo subito dopo il mio capogruppo, quindi per fare la mia dichiarazione di voto, che in realtà è difforme rispetto a quella espressa da Emiliano Casagrande. Il mio voto sarà un voto contrario, ritengo che il progetto sia deficitato dall'inizio e quindi vada rivisto e riprogettato alla luce delle nuove tecnologie, delle novità, delle nuove informazioni che ci sono giunte. Credo che ci siano gli estremi per andare a chiedere alla via un rinvio del progetto o comunque una rivisitazione, e quindi il mio voto sarà contrario, in difformità con il mio gruppo. Grazie. Altri? Prego, consigliere Cervo. Allora, premesso che non accetto le minacce da parte di nessuno, né dal sindaco Isoverde, né dai comitati, né tantomeno anche dal mio capogruppo, perché che mi venga velatamente consigliato di fare attenzione che se non voto questa cosa sono responsabile di altre cose, lo so benissimo, perché ogni voto porta delle responsabilità, non avevo bisogno che me lo ricordasse. Invece voglio ringraziare il sindaco, perché il sindaco ha dato libertà di voto a tutti quanti, pur sapendo che questo poteva causare un eventuale anche non passaggio di questo addendum.
Ma perché il sindaco ha dato libertà di voto a tutti noi? Per il semplice motivo che non è una questione che è nata da questa giunta, da questa amministrazione, da questo consiglio. È una cosa che ci siamo trovati dentro nel famoso cassetto, che quando siamo arrivati abbiamo aperto, e tra le tante porcherie che abbiamo trovato anche questa. È ovvio che una cosa che parte da noi è una cosa condivisa prima, che segue un suo percorso e di conseguenza dopo logicamente dovrebbe avere il parere favorevole di tutti. Una cosa che ti trovi lì può anche essere che alcuni non siano d'accordo ed altri sì su un determinato comportamento. Questo è da dire e che sia chiaro. Come che sia chiaro che non accetto che il sindaco, l'ex sindaco di Belluno venga a dirmi che questa è una débâcle per l'intera città, quando la vera débâcle per l'intera città è stata nel 2009 aver portato Terna fin dove che arriverà, che arrivi a Sagrogna, che arrivi a Levego o che non arrivi da nessun'altra parte, quella è la vera débâcle. Mi dispiace che il consigliere D'Arè, che stimo molto, si sia preso dei meriti suoi definendosi asino, che probabilmente suoi non sono. Il mio voto è contrario comunque. Grazie. Grazie. Bene, altri? Nessuno? Passiamo alla votazione. Votazione aperta. non vota, non partecipa al voto. Masut e De Moliner mancano. Bene, allora, presenti 30, votanti 29, contrari 16, favorevoli 13, quindi la delibera non è stata approvata. Passiamo al punto 4, regolamento per l'acquisizione in economia, lavori, forniture e servizi, aggiornamento. Il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare prima il 28 aprile, la quale ha espresso parere favorevole all'unanimità, con l'astensione del consigliere Marchese. Pertanto si procede alle dichiarazioni di voto solamente se qualche consigliere lo richiede. Se poi i consiglieri e il pubblico hanno anche l'educazione di lasciarci lavorare, almeno i consiglieri che sono seduti al loro posto, ci fanno un grande favore. Ci sono richieste di dichiarazioni di voto? Nessuna richiesta di dichiarazione di voto, si vota. Sì, Casaratore, sì, ma tu ce l'hai come il 4 e il 5 in realtà. Sì, il 5, sì. Il sindaco è il 6. Va bene. Votazione aperta. Io capisco che abbiamo parlato a lungo di una cosa importante, però stiamo continuando una seduta seria del Consiglio Comunale, quindi i consiglieri che si sono assentati restituiscano il votatore o altrimenti quelli che sono presenti votino per favore. Va bene, allora la seduta è sospesa 15 minuti.